Buongiorno e ben ritrovati e buon lunedì di Pasquetta a tutti voi telespettatori di Antenna 3, 11:29, 51 secondi, siamo puntualissimi come ogni giorno per iniziare questa giornata di aggiornamenti sul fronte dell'emergenza coronavirus. Inizia una settimana importante, una settimana che ci dirà molto su come andrà l'andamento del contagio. Un po' in questi giorni abbiamo assistito a un andamento che ha portato anche a delle conseguenze, come sappiamo, pratiche sia da parte del governo che da parte della regione, ma adesso vedremo oggi cosa accadrà proprio sul fronte della regione, perché è attesa per oggi l'ordinanza, la nuova ordinanza del governatore del Veneto Zaia in merito a nuove modalità, evidentemente a partire da domani. Una ordinanza che è stata appunto annunciata in questi giorni e che dovrà essere firmata oggi e spiegata anche poi nel dettaglio. C'erano alcuni passaggi giuridici, l'ho detto Zaia ieri, da definire in queste ore, quindi quella che era annunciata come l'ordinanza che doveva entrare in vigore da ieri, entrerà in vigore da oggi, si presume, ma insomma verrà firmata oggi. Come sapete le ultime ordinanze del governatore Zaia avevano portato all'obbligo ad esempio delle mascherine e dei guanti nei supermercati, nei trasporti pubblici, nei mezzi pubblici, e poi c'era il tema dei mercati che restavano aperti, ma laddove i sindaci avevano deciso di mantenerli aperti, ma contingentati come abbiamo visto in questi giorni. Allora c'è chi ha scelto comunque di non aprire i mercati, c'è chi ha scelto invece di stare a questa forma di contingentamento e ha tenuto aperto i mercati. Insomma, da domani alcune cose potrebbero cambiare, ma lo vedremo quando saremo in diretta fra un'ora circa dalla sala operativa della Protezione Civile, un'unità di crisi di Marghera, dove si trovano i nostri Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, con i quali ci collegheremo fra poco. Intanto come sempre facciamo prima il focus con i dati della regione, dell'azienda Zero sul contagio. Ed è un dato che ci parla di attuali positivi 10.766, come vedete nella colonna verde, diciamo in mezzo, in sovraimpressione. Il totale, come sempre la regione poi mette anche il totale, scrive anche il totale delle persone contagiate dall'inizio dell'emergenza, comprendendo anche i negativizzati e purtroppo i decessi, e quindi il totale di 14.251, ma gli attuali positivi sono 10.766 con un incremento di più 81. Come vedete l'andamento c'è, è sempre crescente, ma subisce dei forti rallentamenti. Se vediamo poi nel dettaglio i vari cluster, possiamo notare ad esempio lo Zero che spicca su Treviso, e i dati di ad esempio più 15 a Venezia e più 28 a Verona, il cluster che preoccupava di più, il focolaio che preoccupava di più in questi giorni. A fronte di questi abbiamo 2.603 persone negativizzate, quindi non più positive, restano 17.902 persone in isolamento domiciliare. E poi il dato dei ricoveri, il dato importante, perché poi come sappiamo concretamente la gestione, il dato da seguire è proprio quello dei ricoveri negli ospedali. 1.427 persone ricoverate in area non critica, ed è un più 6 rispetto al dato di ieri sera, 245 invece le persone in terapia intensiva, meno 1. Resta il dato dei decessi, che sono 10 nella notte, con un maggior numero all'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona Borgo Roma, più 2, e 3 all'ospedale di Dolo. Questi i dati che fornisce l'azienda Zero in questo momento. Faccio vedere anche come sempre all'inizio delle nostre dirette, poi lo facciamo vedere spesso, la tabella con l'IBAN per le donazioni. Alla regione. Ecco qui, combatti il coronavirus con la solidarietà, come sempre importante, ed è un percorso alternativo che ci viene raccontato in queste settimane. Insomma, non c'è solo il dato dei contagi e dei decessi, ma c'è anche il dato di chi sta dando una mano
in queste settimane e soprattutto lo stiamo raccontando anche i bambini, i piccoli che danno quello che possono e si trovano dunque così, ad affrontare a loro modo la paura, l'emergenza, ma anche la solidarietà. È un percorso, un racconto tra i tanti racconti di questa emergenza, un racconto che, diciamolo, scalda certamente il cuore. Allora, stiamo aspettando un po' tutti quella che sarà l'ordinanza del Veneto, lo stanno aspettando anche i sindaci. Allora, io mi collego subito via Skype con Francesco Rucco, sindaco di Vicenza. Buongiorno. Buongiorno. E buon lunedì di Pasqua, Pasquetta. Auguri, mi sentite? Certo, la sentiamo perfettamente. Bene, bene, grazie. Allora, sindaco di Vicenza, presidente della provincia di Vicenza. Allora, intanto le chiedo, prima di tutto, come è andata ieri la Pasqua nel capoluogo berico e come sta andando in queste ore? Insomma, sul fronte ovviamente parliamo anche delle persone in giro, speriamo poche. Sì, allora intanto abbiamo avuto stamattina un report, ci sono state alcune sanzioni per violazione delle passeggiate, perché il tema è sempre quello, i controlli sulle auto sono positivi, nel senso che non troviamo sanzioni o violazioni particolari. Sulle persone, qualcuno che azzarda una passeggiata diciamo fuori dal limite di 200 metri, ma direi anche fuori quartiere. Quindi qualche sanzione c'è stata, però nulla di grave, i vicentini si sono ben comportati, lo stanno facendo ormai da settimane e quindi li ringrazio perché lo sforzo è veramente pesante e difficile da sostenere. Quali giustificazioni danno per queste passeggiate oltre i limiti? Ma guardi, c'è di tutto in realtà, da qualcuno che non se la sente più di stare a casa semplicemente, a chi va a trovare la fidanzata oppure va a trovare, cerca di fare una spesa fuori dai confini anche della città stessa, perché va a risparmiare nel supermercato del comune adiacente, quindi purtroppo non è possibile, come è noto, bisogna andare nei posti più vicini casa e rispettare le regole in questo momento. Senta, anche lei, immagino come gli altri sindaci, sta aspettando di capire come sarà questa ordinanza della regione, cosa vi aspettate? Sì, Zaia intanto ieri ha chiarito in maniera netta che la riapertura delle attività produttive spetta al governo e quindi allo Stato, quindi quello che sembrava in realtà potesse essere un allargamento delle attività produttive non avverrà, nel senso che Zaia ha già chiarito che implicitamente si adatterà a quelli che sono i provvedimenti del governo. Interverrà molto sull'utilizzo e sulla diffusione dei mezzi di protezione, dei DPI, quindi le strumentazioni di protezione individuale, e questo è importante perché è fondamentale per contrastare e contenere la diffusione del virus. Quindi bisogna fare uno sforzo e utilizzare mascherine e guanti per quanto possibile, anche se sui guanti c'è un problema di forniture e diciamo così, mancano proprio nei supermercati, e su questo stiamo lavorando anche noi per poter cercarne di nuovi, insomma. Ecco, su questo proprio le chiedo come si può intervenire? Sicuramente, come abbiamo fatto con le mascherine, in tempi di carestia di mascherine, e delle ricerche anche fuori dai confini nazionali, da fornitori esteri. La Fondazione San Bortolo a Vicenza ha attivato delle ricerche delle mascherine al tempo per portarne il più possibile presso gli ospedali, presso le case di riposo, e il lavoro è stato proficuo. È chiaro che una gestione dell'emergenza dal punto di vista nazionale più organizzata sarebbe stato meglio fin dall'origine, dall'inizio da quando si è avuta la notizia, insomma, tra gennaio e i primi di febbraio. A proposito proprio dei rapporti, diciamo, con il governo, insomma, in queste settimane, l'altro giorno il sindaco di Treviso, ad esempio Mario Conte, che è anche presidente di Anci Veneto, ha lanciato un grido d'allarme: i fondi da Roma non si sono visti, qua si rischia davvero una bomba sociale. Com'è la situazione a Vicenza? No, la situazione è la stessa di Treviso, c'è molta preoccupazione. Io in queste ore mi sto confrontando con la Giunta e con i consiglieri comunali per dare delle linee di indirizzo, però è chiaro che se non arrivasse
in tempo rapido una liquidità esterna straordinaria, i comuni già tirati nei suoi bilanci, già in difficoltà per i mancati introiti. Io ho fatto un conto su Vicenza, siamo già oltre i 5 milioni di perdita e siamo al primo mese, quindi il primo mese e mezzo. Quindi voglio dire, se non arriva liquidità esterna difficilmente potremo garantire da soli un supporto alle imprese e alle persone in difficoltà. ANCI Veneto sta lavorando bene, io ringrazio anche Mario Conto del lavoro che sta facendo, bisogna battere i pugni sul tavolo dell'ANCI nazionale, quindi del governo, per portare a casa più risorse possibili e poi che l'Europa faccia il suo dovere di solidarietà che fino adesso non abbiamo visto fare. Senta, sulla questione com'è diciamo, la distribuzione dei buoni spesa, ci può dare un aggiornamento da Vicenza? Sì, guardi, ne ho parlato proprio stamattina per fare un punto con l'assessore sociale Tosetto. Noi stiamo distribuendo, siamo oltre le 2000 domande, e abbiamo 585.000 euro di fondo disponibile, che è quello che è arrivato dal governo. E devo dire che la gente sta apprezzando la misura, la stiamo noi sulla base di un'autocertificazione, portiamo i buoni accolti, quelli che sono autorizzati presso le abitazioni per evitare che la gente vada in giro a ritirarli, e adesso sposteremo anche un po' le misure rispetto ai termini, perché avevamo previsto dei requisiti di accesso che potessero, insomma, garantire l'accesso alle persone veramente in difficoltà. Adesso sposteremo ad aprile la misura, quindi allargando un po' le maglie dell'accessibilità, e aiuteremo altre persone, quindi ci sarà bisogno di aiutarle sicuramente per il mese di marzo come è stata, ma anche per il mese di aprile, perché il provvedimento del governo spinge fino al 3 maggio la proroga delle restrizioni, insomma. Senta, il fronte più colpito, lo abbiamo detto e raccontato in questi giorni, è quello del turismo. In una città d'arte importante come Vicenza è una ferita, immagino, molto, molto grave. Gravissimo, i maggiori mancati introiti derivano proprio dai mancati introiti della cultura, dei musei civici. Noi avevamo in corso una grande mostra su Ubaldo Oppi che stava andando molto bene e che determinerà evidentemente con il blocco un buco di bilancio, e quindi bisognerà ripianare anche quella. Parliamo di alcune centinaia di migliaia di euro perlomeno. È chiaro che dovremo lavorare in prospettiva per la rinascita anche culturale, non solo noi, ma tutte le città del Veneto, ed è verosimile che nelle prossime ore ci sentiremo tra sindaci dei capoluoghi per coordinare un'azione proprio anche sul tema del turismo, del rilancio turistico, culturale, dei cantieri, delle infrastrutture, perché fatta salva qualche eccezione, la maggior parte dei cantieri sono fermi. Quindi un tavolo, insomma, tra sindaci dei 7 sindaci dei capoluoghi. Sì, credo già domani in giornata dovremmo riuscire a vederci, e noi siamo in stretto contatto, ci stiamo coordinando, c'è una grande collaborazione, anzi è un'occasione anche per ringraziare tutti i sindaci in genere dei territori vicentini, perché guardi, dal comune di Laghi, che ha poche centinaia di abitanti, fino al comune più grosso del capoluogo del Veneto, siamo tutti uguali, stiamo tutti collaborando alla stessa maniera, cercando di darci una linea comune di comportamento. L'ultima domanda, allora, tornando all'ordinanza, è verosimile che si vada verso, ma lo vedremo, insomma, un obbligo per tutti di uscire anche con mascherine e guanti, è questo un po' che si dice? Sì, sembra che si vada in questa direzione, ripeto, ma la mascherina ormai di fatto non è più un problema, i guanti lo sono, quindi dobbiamo mettere nelle condizioni le persone di poter trovare tutto, magari ovviamente a una spesa molto contenuta, se non gratuite, e cercare di aiutarli a rispettare le regole. Benissimo, grazie allora, grazie al sindaco di Vicenza, Grazie Francesco Rucco, grazie davvero e buon lavoro. Grazie. Grazie. Allora, avete sentito, insomma, questa è la situazione e si parla appunto di questo, uno dei capitoli appunto di questa ordinanza potrebbe essere proprio quella riguardante l'obbligo di mascherine e guanti per uscire in ogni caso, un po' sulla falsariga di quello che già accade a Treviso con un'ordinanza partita dalla città di Treviso, partita una settimana fa. Allora, per cercare allora di capire altre anticipazioni di quanto accadrà fra poco
più di mezz'ora. Ci colleghiamo anche con la nostra Ilaria Marchiori, che vedo già pronta in collegamento insieme a Sandro Ponchio. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo proprio qui all'esterno della Protezione Civile a Marghera in attesa del quotidiano punto stampa del governatore Zaia, che oggi sarà particolarmente ricco perché illustrerà quella che sarà l'ordinanza in vigore da domani, visto che da questa sera a mezzanotte terminerà quest'ordinanza, e quindi ci illustrerà quello che è stato deciso e che cosa si dovrà fare nelle prossime settimane, posto che proprio ieri il governatore è voluto essere chiaro su un aspetto, augurandosi che da domani non si creino affollamenti, ha proprio detto, a destra e a manca, e soprattutto si augura che chi uscirà lo farà con tutte le precauzioni del caso. Ovviamente il punto focale è sempre quello: l'utilizzo di guanti e mascherine. Questa è la questione fondamentale proprio per poter uscire, quindi se si vuole uscire, ritornare al lavoro, quello che sarà, insomma, quello che capiremo e scopriremo tra poco, lo si dovrà fare in totale sicurezza. Questo lo dovranno fare i datori di lavoro, mettendo in sicurezza i propri dipendenti, ma starà anche alla propria responsabilità e al proprio senso del dovere per se stessi, ma anche per gli altri, come stiamo ripetendo ormai da settimane, di utilizzare tutti i presidi necessari per essere in sicurezza, quindi guanti e mascherine. Detto questo, ho un report per quanto riguarda i controlli della giornata di ieri. Sono 9 le sanzioni che sono state applicate nella mattinata di Pasqua. Naturalmente poi alla fine di questa giornata avremo anche tutti i numeri che riguardano il veneziano, di Guardia di Finanza durante i controlli soprattutto nelle località balneari di Jesolo e Chioggia. Quei trasgressori che non si sono affatto curati dei divieti e che sono stati pizzicati, chi a correre sulla spiaggia, chi addirittura disteso a prendere il sole. In particolare a Jesolo ne sono state accertate 5 di violazioni, tutta nella zona del lungomare, anche se proprio noi, attraverso il lavoro di Filippo Fois e Sandro Ponchio, abbiamo documentato che le spiagge erano deserte, però qualche furbetto è stato trovato comunque. Altre 4 invece sono state levate a Chioggia. Tra queste una ragazza che stava correndo tranquillamente lungo la spiaggia, mentre altre 2 persone che passeggiavano lungo la diga come una normale domenica primaverile. E nelle operazioni di pattugliamento sono state impegnate tutte le forze dell'ordine, dalla Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia Locale. Dunque i controlli sono stati davvero tantissimi in tutte le zone della nostra regione, e poi in quelle, diciamo, più battute in queste giornate di festa, ovvero quelle dei Colli Euganei, della montagna e del mare. Non ci resta che attendere appunto quali saranno i report da parte di tutte le forze dell'ordine alla fine di questa giornata, perché questa, lo ricordiamo, è la giornata di Pasquetta, e quindi certo, i controlli sono stati comunque rafforzati anche proprio per oggi. Infatti adesso vedremo anche qualche immagine dalle varie province. Grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Allora poi ci ricollegheremo ovviamente alle 12:30 con il punto stampa di Zaia e scopriremo un po' nel dettaglio anche i passaggi della nuova ordinanza. Allora, a proposito di Zaia, proprio ai microfoni di Ilaria Marchiori il governatore Zaia ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha fatto un po' il bilancio della situazione un po' di questi giorni. Allora la rivediamo insieme, un po' un bilancio di questo mese ma anche un po' le chiavi del futuro, nell'intervista rilasciata a Ilaria Marchiori ieri. Allora vediamo un po' cosa ha detto e poi di nuovo in diretta. Gli indicatori che abbiamo oggi rispetto all'emergenza sono indicatori positivi, cioè se ne sta pian piano uscendo da questa vicenda. Ovviamente non bisogna abbassare la guardia, non bisogna assolutamente pensare che tutto si sia concluso e programmare e pensare che il futuro per noi sarà un futuro di regole che andranno sempre più a calare, scemando, ma che comunque ce le avremo. Pensi solo all'uso della mascherina.
noi ne abbiamo fatte distribuire 8 milioni e mezzo gratuitamente, cercheremo ancora di incentivare questo perché non se ne trovano, però la preghiera è per i cittadini, per la loro sicurezza e quella degli altri, è quella di utilizzare o la mascherina oppure qualcosa che copra naso e bocca in mancanza di una mascherina, ma è fondamentale per non diffondere il contagio. Ecco, per le prossime settimane che cosa ci si dovrà aspettare? Dopo il 3 ci si potrà muovere, si potrà tornare gradualmente a una normalità? Ma guardi, il Premier Conte ha firmato questo nuovo DPCM, no? Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Però pensare di dire ai cittadini che siamo ancora in un lockdown, no? Come si dice, che una chiusura totale non è vero, non c'è in Veneto e non c'è soprattutto alla luce di un DPCM che prevede l'apertura di una miriade di attività. Pensi che si riapriranno tutti i cantieri navali, tanto per dire, si riapriranno un sacco di aziende e anche molti punti vendita. Penso che il tema è un tema da affrontare e soprattutto di pregare i cittadini di osservare assolutamente le regole basilari, che non serve neanche più scriverle, no, nelle ordinanze. Usa una mascherina se va in pubblico, cerca di capire che il virus c'è e finché non avremo un vaccino, finché non ci sarà un'immunità della popolazione, il virus potrà fare ancora danni. Non è che il virus adesso va in pensione o va in vacanza e torna a novembre. Se trova il substrato giusto, trova il cittadino giusto da colonizzare, va a contagiare magari un cittadino magari che è un cronico, magari un cittadino che è un anziano con più patologie, magari da un bimbo immunodepresso o da un paziente oncologico. Allora, quindi capite che proteggiamo la nostra salute, ma dobbiamo proteggere anche quella di quelli più deboli, delle persone più deboli, che hanno diritto a non ammalarsi. Ecco, noi abbiamo iniziato a vederci qui proprio all'indomani del primo caso a Vo. Si è aperta qui l'unità di crisi nella sede della Protezione Civile a Marghera. Si sarebbe aspettato di arrivare così ad oggi? Le proiezioni purtroppo le avevamo in mano, nel senso che già i primi giorni avevamo già dei modelli matematici. Che i modelli matematici ovviamente si taravano giorno dopo giorno sempre di più, perché in base ai contagiati, in base ai ricoverati, in base alle terapie intensive, il modello si affina sempre di più. Lo dico perché qualcuno potrebbe pensare di dire ma se avevi il modello ce l'avevi anche un mese prima e quindi sapevi già tutto. No, dal primo giorno si inizia a costruire il modello che ti dà una proiezione, questo è il sistema degli algoritmi, di tutte le proiezioni che abbiamo. E avevamo un modello matematico che si affinava sempre più penso la prima settimana, 10 giorni, che era terribile. Oggi lo possiamo dire, noi avevamo a metà marzo una proiezione di 600, adesso non ricordo le date, ma di oltre 600 persone Covid, quindi coronavirus, in terapia intensiva. Considerate che il Veneto ne ha di base 494 terapie intensive, le avevamo portate a 8,25 da 4,94, ma se voi pensate di averne 600, qualcuno dice vabbè, ma dove ne mancano 2,25? No, perché oltre ai pazienti coronavirus sono tutti gli altri pazienti che in Veneto vengono curati e hanno bisogno di terapia intensiva. Siamo riusciti a fare un bel piano, a fare anche delle scelte dure. Io ho chiuso molti ospedali per dedicarli al coronavirus, ma nel frattempo abbiamo anche curato ogni giorno circa 9.000 pazienti che non erano coronavirus. Ecco, lei parla di scelte dure, alcune non sono state affatto facili, nel momento in cui ha preso determinate decisioni c'era anche la possibilità di ricevere delle critiche, ma lei ha deciso comunque di andare avanti per la sua strada. Oggi può dire di essere soddisfatto? Ma assolutamente sì, guardi, ho fatto le scelte secondo coscienza e non secondo la piazza. Senta, io ho chiuso il Carnevale di Venezia, non avrei mai pensato di fare un'ordinanza per chiudere il Carnevale di Venezia. Abbiamo chiuso le scuole, perché all'inizio abbiamo fatto un'ordinanza per le scuole, insomma abbiamo fatto un sacco di attività. E poi però qualche cittadino magari all'inizio non ha capito, poi quando si è vista la morte vicino alla porta di casa tutti hanno capito che questa è una partita seria, ma è comprensibile che sia così. Guardi, non è che un governatore si diverte a chiudere degli ospedali. Io ho chiuso l'ospedale di Schiavonia, di Sant'Orso, di Vittorio Veneto, di Dolo, di Trecenta, di Villafranca, di San Camillo e Villa Salus.
E qualcuno potrebbe dire perché? Per fare un piano in maniera tale da avere dei blocchi per il coronavirus, e poi ci è andata bene, ma potevamo veramente riempirli del tutto questi ospedali, comunque ci sono serviti, e gli altri ovviamente salvaguardarli per la cura ordinaria dei cittadini, 9.000 cittadini al giorno ricoverati, non coronavirus. Però anche è sempre detto, guardate che durerà qualche mese questa partita e i vostri ospedali torneranno come prima e più di prima. Abbiamo chiesto un sacrificio ai cittadini di quei territori, certo che l'abbiamo chiesto, però io sono chiamato a tutelare la salute di tutti e non posso accettare che ci sia qualcuno che pensi che si fanno ste chiusure, queste ordinanze perché il Presidente della Regione è sadico, un dittatore o altre minestre del genere, che qualcuno, ma bisogna cercarli con la torcia elettrica di notte perché non si sa neanche dove siano, magari sostiene. Quindi le cose si fanno perché debbono essere fatte. Io penso che un amministratore che dà sempre ragione alla piazza è un amministratore che alla fine fa guai e combina guai. Ecco, lei si è trovato a dover fronteggiare purtroppo, anche se non ha voluto dare adito, alcune polemiche, in primis quelle che sono arrivate dopo le mascherine. Ma guardi, di polemiche se ne sono fatte tante, poi sarà la storia a giudicare chi ha fatto bene e chi ha fatto male. Non è una colpa aver trovato uno sponsor, Franceschi, Grafica Veneta, ed essere riuscito giorno dopo giorno a farsi donare, noi non abbiamo pagato un centesimo, 8,5 milioni di mascherine, comunque le abbiamo distribuite. Guardi, qualcuno fa polemica, ma chi le ha ricevute ringrazia. E sono mascherine assolutamente serie, sono un dispositivo di protezione che non ha bisogno di tutorial per dire ma questa non è così, ma questa... Cioè, a cavaldonato non si guarda in bocca, non la vuoi portare dal tuo vicino di casa che magari ne farà buon uso. Io la vedo così, cioè non possiamo continuare ad essere il paese che ogni cosa che si fa e c'è sempre il retro pensiero. Zai ha fatto il patrimonio dell'umanità del Prosecco, vuol dire che i campi con il Prosecco, io non ce n'ho, non ho neanche un metro quadro. Allora, vuol dire che non si deve misurare gli altri col proprio metro. Se tu sei un disonesto e per principio ogni roba che fai la fai per guadagnarsi, non puoi pensare che tutti quelli che sono in giro facciano le attività, facciano le loro donazioni perché ci debbano guadagnare, perché sennò non esisterebbe neanche più il volontariato. Ecco, la gestione della sanità in tutte queste settimane porta automaticamente a pensare a un tema molto caro alla nostra regione, ai Veneti, ovvero quello dell'autonomia. Quando questa emergenza sarà, insomma, si potrà dire in qualche modo conclusa o comunque arginata, o avremo imparato a conviverci, si ritornerà ad affrontare l'argomento con una forza in più. Ma guardi, mi lasci dire una cosa, lo stress test noi per la sanità l'abbiamo avuto. Quante volte ho detto ai Veneti, vedrete, lo diceva qualcuno che si lamentava, no? Vedrete che quando toccherà ad avere una sanità buona capirete cosa c'è in Veneto. E le faccio un esempio, perché giustamente si parla degli operatori che sono i nostri veri eroi, però ogni tanto magari varrebbe la pena di anche ricordare la regione e le scelte che ha fatto. Noi siamo stati i primi ad averci inventato l'azienda zero, quindi nella tragedia noi non avevamo 11 ULSS che compravano mascherine, guanti, calzari, camici e respiratori, avevamo un'azienda unica perché noi siamo già organizzati così. Immagina la velocità, noi siamo tra i pochi che sono riusciti a comprare 50 respiratori da terapia invasiva in Svizzera, ma perché noi abbiamo un blocco di acquisto che è una macchina da guerra. Siamo stati i primi in Italia ad avere la ricetta dematerializzata. Cosa significa? Vuol dire che nel coronavirus il medico ti sentiva al telefono, ipotesi tu non avevi, il paziente non aveva un problema di coronavirus, aveva un problema, che so, di mal di denti, il medico diceva prenditi questi farmaci e non dovevi e non devi in Veneto, come in altre regioni, andare dal medico, prenderti la ricetta, andare in farmacia, prenderti i farmaci, ma in Veneto la ricetta dematerializzata te la trovi già sul banco della farmacia perché arriva in via digitale. Queste sono delle grandi rivoluzioni che noi abbiamo fatto. Siamo la regione che per prima ha istituito le terapie intensive in ogni provincia, altro aspetto che ci ha servito per il coronavirus. E ovviamente tutto questo per dire cosa? Per dire insomma che c'è una programmazione dietro. È una sanità che nonostante abbiano tentato di denigrarci mesi fa,
ha gestito tutto con il pubblico, perché non esiste la sanità privata e il Veneto che ha consegnato ai privati. L'abbiamo dimostrato al coronavirus, me lo lasci dire. Purtroppo abbiamo dovuto dimostrarlo al coronavirus. Il 5% delle terapie intensive in Veneto è in mano ai privati, il 95% in mano al pubblico. Questa è la dimostrazione che non abbiamo dato nulla al pubblico. Presidente, il Veneto negli ultimi tempi è stato davvero, si potrebbe dire, sfortunato, prima a livello di maltempo abbiamo avuto la tempesta Vaia, lo scorso novembre questa grande acqua alta a Venezia, ma poi anche le montagne nuovamente colpite, ora il coronavirus, eppure nonostante tutto si va avanti, non si perdono le speranze. Ma mai molar, no? Come si dice in Veneto. Penso che noi le abbiamo passate tutte, io sono commissario per 5 o 6 commissariamenti, cioè, ho fatto l'alluvione 2010, 1040 famiglie e imprese alluvionate, 235 comuni, ho fatto il terremoto, ho fatto la tromba d'aria di Dolo, cioè, vorrei ricordare la Riviera del Brenta con la tromba d'aria, ha avuto addirittura una villa veneta rasa al suolo, e tutte le partite, le diverse partite di alluvioni più o meno grandi che fossero, il tema di Vaia, 100.000 ettari di bosco rasi al suolo, il tema dell'acqua alta ultimo, come lei ricordava, e poi questo. Allora io dico che dopo la pioggia viene sereno, adesso ci aspetta solo bel tempo, io spero che sia finita qui, abbiamo chiuso i nostri 7 anni di vacche magre, li abbiamo fatti, adesso speriamo che ci vengano quelli di vacche grasse, come si dice, no? Nel senso che penso che non andremo avanti all'infinito con tutte queste tragedie e da coronavirus ne verremo sicuramente fuori. Queste ultime settimane lei personalmente come le ha vissute? Perché non è solamente il Presidente della Regione, ma è anche una persona, quindi sarà stato difficile anche da quel punto di vista. Ma guardi, le dico la verità, una roba personale, che se riuscissi a dormire di più le avrei vissute meglio. E poi è qui, le ho vissute qui, siamo dove sto facendo l'intervista a Marghera, al centro della protezione civile, dove abbiamo l'unità di crisi, e come faccio sempre io, ma da sempre, anche prima di venire in regione, ma anche nelle altre attività che ho fatto, sempre quando c'è il problema è grande, io sono sempre convinto che il capo, l'amministratore delegato dell'azienda o il presidente di un'istituzione deve scendere in campo, cioè non esiste che fai la telefonata a fine giornata di come è andata oggi, cioè, io sono qui da ormai quasi 2 mesi e tutti i giorni la mia vita è normalissima, cioè, mi sveglio alle 5, 5 e mezza, poi parto, arrivo qui alle 7 e mezza, 8 e sto qua e a sera torno a casa, alle 11 vado a letto, non dormo e dopo riparte la storia delle 5 e mezza del mattino. Presidente, secondo lei possiamo dire ai veneti che potranno andare in vacanza? Ma sì, ma i veneti faranno tutto quello che facevano prima e meglio di prima. Soprattutto usciamo da questa tragedia anche secondo me con una scala valoriale cambiata. E abbiamo anche apprezzato le piccole cose, pensi solo alla stretta di mano, oggi non ci diamo più una stretta di mano, e quante volte l'abbiamo data la stretta di mano senza pensarci che davamo una stretta di mano? La libertà, l'aria all'aperto da respirare, l'acqua, cioè, ci sono molti aspetti che oggi noi valorizziamo ancora di più, lo stare ad esempio in compagnia con gli amici, le relazioni tra le persone. Quante persone conoscevano il vicino di casa dello stesso pianerottolo nel condominio? Pochi. Oggi sono sicuro che si sono riconosciuti tutti. Direi che la tragedia è immane, però qualcosa ci lascerà anche di positivo, nel senso sotto il profilo sociale e comportamentale. Ecco, proprio di ieri la notizia che il gruppo Media Nord-Est ha raggiunto il primo posto in Italia come record di ascolti tra le TV locali. Beh, guardi, glielo dico con un sorriso, sono veramente felice e le spiego anche perché. Perché noi siamo una comunità che chiede l'autonomia e l'autonomia è data da un popolo e se un popolo si riconosce il punto tale che fa diventare la televisione del Veneto la prima televisione italiana, vuol dire che il successo c'è. E dall'altro faccio i miei complimenti all'editore, all'ingegnere Iannakopoulos e al dottore Filippo Iannakopoulos per quello che hanno fatto, perché io non posso non ricordare, come tutti i veneti, che sono partiti da un appartamentino, e pensare che oggi la prima televisione in Italia tra le private è la nostra televisione Antena 3 in Veneto, Antena 3 Rete Veneta, insomma il network che conosciamo ci fa ben sperare e spero che questo sia anche un merito che debba essere condiviso
è un successo con tutti i veneti, perché poi ho visto i numeri che mi avete comunicato, i numeri sono numeri elevatissimi, e quindi vuol dire che abbiamo una televisione che ha fatto informazione, che ha fatto informazione civica, protezione civile, e questo penso che sia un premio meritatissimo, perché poi l'investimento di fare le dirette durante le tragedie, e voi siete sempre stati presenti con Vaia, con la partita dell'alluvione, io posso solo ricordare questo. Se un giorno qualcuno mi chiedesse di parlare di voi, penserei proprio a questo, al fatto che quando c'è un problema in Veneto voi ci siete. E continueremo ad esserci. Allora, dopo pochissimi istanti di pubblicità torniamo in diretta. Cioè quello dei migranti in arrivo, e quindi tutte le precauzioni e la gestione, insomma, dei migranti al tempo del coronavirus. Sentite Borrelli ieri in conferenza stampa. C'è l'esigenza di garantire anche per i migranti che sbarcano la sorveglianza sanitaria, quindi la quarantena e l'isolamento. Per questo il Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione creerà delle strutture o delle aree sulla terraferma, ma utilizzerà anche delle navi dove poter ricoverare i migranti in attesa del periodo di quarantena. Terminato il periodo di quarantena, i migranti saranno gestiti secondo quelle che sono le procedure ordinarie. Ci sarà anche un supporto sanitario per quanto riguarda le richieste che sono state fatte da chi a terra deve fare l'accoglienza, quindi mezzi sanitari, mascherine, tutto quello che può essere utile per chi deve accogliere? Sicuramente, non a caso io ho menzionato la Croce Rossa, e la Croce Rossa darà un supporto insieme a del personale sanitario, perché qualora il soggetto attuatore dovesse trovare una nave per consentire per chi è in mare di fare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento, ci sarà del personale sanitario che assisterà i migranti, e la Croce Rossa, come sapete, è una struttura che ha personale sanitario, quindi ci sarà anche la sorveglianza sanitaria, così come deve essere, nel rispetto di tutte quelle che sono le regole anche relative all'uso dei DPI e all'assistenza che deve essere garantita. Allora, così Borrelli sul tema delicatissimo dei migranti. Allora ci colleghiamo in diretta Skype con il deputato di Forza Italia Raffaele Baratto. Buongiorno, buon lunedì di Pasquetta anche a lei. I telespettatori, grazie. Ecco, buongiorno. Resti fermo così perché altrimenti balla, eccolo qua. Allora, onorevole Baratto, le chiediamo un po', intanto siamo in attesa come tutti, insomma, della nuova ordinanza del Veneto. Lei è sempre molto attento, insomma, alle esigenze poi delle piccole e medie imprese del Veneto, ma soprattutto del Trevigiano, evidentemente. Com'è la situazione in questo momento per le piccole e medie imprese? La conosciamo, insomma, ma com'è il termometro dopo anche le misure del governo? Per quanto riguarda il periodo, sappiamo benissimo tutti che è un periodo molto duro anche per le nostre imprese, soprattutto le imprese del nostro territorio, che è il motore di questo Paese. Bene la liquidità, ma il decreto va profondamente rivisto sulle modalità di erogazione. Le imprese, soprattutto quelle piccole ed esposte, avranno un fabbisogno stimato tra aprile e giugno di circa 30 miliardi di euro. Il centro studi di Confindustria, proprio oggi su Sole 24 Ore, ha stimato che le attuali norme e la richiesta di finanziamenti agevolati per l'emergenza coronavirus prenderà 3 mesi. È inaccettabile e rischiamo di trovarci di fronte ad un'ecatombe, e davvero, se non miglioriamo questo decreto, è davvero preoccupante, perché rischiamo che le imprese saltano e le famiglie vanno assolutamente in grossa difficoltà. Mettiamo il territorio, e come ho sempre detto il motore di questo Paese, per cui io credo che assolutamente questo vada rivisto e in fretta. Cosa le dicono i titolari delle aziende in queste settimane? I titolari delle aziende sono davvero preoccupate,
preoccupati perché non vedono un futuro stabile, non vedono qualcosa di davvero concreto, e io credo che lo Stato debba intervenire in maniera seria per dare fiducia agli imprenditori, perché ne hanno assolutamente bisogno, anche perché sappiamo che i nostri imprenditori sono sempre stati molto molto ottimisti, però bisogna davvero aiutarli, perché se le imprese non vanno aiutate non potranno aprire, non possono aprire. Io credo che il motore vada assolutamente data la benzina, altrimenti una macchina non può funzionare, e mai come in questo momento le imprese ne hanno assolutamente bisogno, ma credo che sia negli occhi di tutti questi. Non credo che bisogna essere dei grandi strateghi o dei grandi finanzieri, credo che bisogna essere delle persone normali che per capire se non si aiutano le imprese non possono rimanere assolutamente in piedi. C'è anche il tema però poi dei lavoratori che devono lavorare in sicurezza, c'è anche un altro fattore importante. È importante che tutte le imprese siano dotate di quelle misure che servono per garantire la sicurezza dei lavoratori, perché altrimenti poi è un cane che si morde la coda, nel senso che il rischio è quello di aumentare un contagio e quindi di far chiudere nuovamente le imprese. Ma questo assolutamente è fondamentale, ma gli imprenditori tutti lo hanno capito questo, per cui credo assolutamente che è importante che tutti insieme dobbiamo guardare avanti e far partire anche un mercato, perché è il mercato che va, perché è inutile che noi facciamo ripartire le imprese se poi il mercato non riceve, perché questa è una cosa mondiale, non è una cosa territoriale, è questo che noi dobbiamo assolutamente capire. Però per tenere in piedi le imprese, per tenere in piedi questo periodo di sospensione, dobbiamo assolutamente alimentare. E alimentare come? Finanziando le imprese, ma come stanno facendo gli altri paesi. La Germania lo sta facendo, gli altri paesi lo stanno facendo, gli Stati Uniti ci stanno tutti i giorni dimostrando cosa stanno facendo per la loro economia, perché è inutile che facciamo partire le imprese se il mercato non riceve. Oggi le imprese hanno bisogno di uno Stato, e lo Stato mai come oggi deve far vedere alle imprese che c'è. Questo io voglio far capire. Senta una cosa, poi la lascio. In questi giorni si è dibattuto sulla cosiddetta patrimoniale proposta dal PD. Cosa ne pensa lei? Credo, scusatemi della parola, è una follia umana, perché mettere una patrimoniale e parlare di 80.000 euro o lordi, ma di cosa stiamo parlando? Al di là che oggi parlare di patrimoniale è una cosa assurda, ma tra l'altro parlare di un patrimoniale di 80.000 euro lordi, voi capite che è fuori di ogni logica. Io davvero Del Rio l'ho sempre stimato, ma è meglio davvero che queste proposte non li faccia neanche per scherzo, perché in un periodo del genere fare questi ragionamenti qua credo che davvero mettiamo ancora più in difficoltà e ansia alla nostra gente, alle nostre persone. L'unica cosa che bisogna fare, bisogna andare a battere i pugni in Europa in maniera forte, e credo che noi dobbiamo davvero soprattutto far capire a quei paesi che sono davvero recenti, tipo l'Olanda, ok? Che noi non stiamo chiedendo la carità, stiamo chiedendo un diritto, anche perché l'Olanda, che è un paese dove ha i paradisi fiscali, Europa su Europa, che lezione ci vuole dare? Allora l'Europa deve davvero, se esiste, se è, battere un colpo, dimostrare che l'Europa davvero esiste. Noi di Forza Italia siamo sempre stati europeisti, crediamo all'Europa, però l'Europa deve dimostrare di esserci, e mai come questo momento è importante che davvero lo dimostri. Chiarissimo l'appello allora dell'onorevole Barato, insomma, che è anche l'appello delle imprese trevigiane e venete non solo. Grazie allora all'onorevole Barato. Grazie a voi, grazie. E tanti auguri, e speriamo che questa Pasqua ci aiuti. E mi scusi solo un secondo, sì. Volevo ringraziare tutti coloro che oggi sono in prima linea, i volontari, i medici, e anche un grazie davvero alla nostra ULSS di Treviso, che sta davvero facendo molto. Io proprio ieri parlavo con un amico che è appena uscito
questa grave epidemia, perché dalla terapia intensiva qua a Montebelluna, e davvero ho detto che i medici, gli infermieri sono davvero attenti ai pazienti. Certo. Per cui un grazie a loro e a tutti i volontari anche che vanno a trovare chi magari a casa è più solo. Grazie davvero, e speriamo che davvero questo passi velocemente per tutti quanti noi. Buona giornata e grazie ancora. Grazie all'onorevole Baratto, speriamo che il significato della Pasqua, che è quello della rinascita, sia una rinascita vera. Grazie all'onorevole Baratto, grazie, ovviamente è un grazie che estendiamo quello alle ULSS, anche a tutte le ULSS del Veneto. Fra poco vi faremo vedere, e vado un attimo in diretta a cercare il nostro Ferdinando Garavello, che si trova a Bassano, ovviamente per documentare la situazione anche a Bassano con le edizioni straordinarie anche di Rete Veneta. Allora, il nostro Ferdinando Garavello, con cui ci colleghiamo al volo subito. Chiedo alla regia la pazienza di non averli avvertiti, ma è una cosa che facciamo istantaneamente. Eccolo qua. Il nostro Ferdinando Garavello lo vedo perché sul fronte delle giornate, come dire, di queste giornate nelle quali le abbiamo già viste un po' in questi giorni, le città spettrali, però fa impressione un po' tra Pasqua e Pasquetta vedere un po' questa situazione, soprattutto a Bassano, nel luogo simbolo di Bassano. Ferdinando. Certo, buongiorno Nicola, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Questo è il ponte di Bassano, il ponte vecchio, il ponte degli Alpini, chiamatelo come preferite, la sostanza non cambia perché questa è la situazione. Oggi è Pasquetta, è mezzogiorno, è ora di aperitivo, di mezzo e mezzo, di spritz, e qui di solito questi giorni sarebbe il pienone, invece non c'è nessuno. Ho incontrato un paio di residenti con il cane che portavano a spasso le bestiole giusto per le esigenze fisiologiche, ma vedere il ponte in questa condizione, senza turisti, una giornata come questa, è veramente impressionante. Vi faccio anche vedere lentamente in modo da non incidere sulla connessione. Dietro di me c'è il Brenta, zona in cui di solito la gente va a passeggiare, va a prendere il sole, non c'è nessuno. Gli aperitivi naturalmente sono fermi e vietati. E a Bassano non c'è nessuno, il turismo oggi non esiste, quindi è una condizione davvero particolare che i bassanesi e anche noi ci ricorderemo a lungo. È una situazione paradossale, come dire, triste da un certo punto di vista, ma significa che comunque le persone stanno seguendo le regole. Insomma, ci eravamo tutti un po' preoccupati del ponte pasquale, Pasqua e Pasquetta. Mi pare di capire che la situazione dal punto di vista del seguire le regole delle restrizioni sia buona, e che ci sono, abbiamo raccontato un po' chiaramente le multe ci sono state, però meno di quello che ci si aspettava. Assolutamente sì, qui i controlli sono fortissimi anche qui a Bassano, come ovunque. Abbiamo visto anche nei nostri servizi dei giorni scorsi, sono in volo anche i droni, i carabinieri, polizia locale, tutte le forze dell'ordine stanno controllando, ma vuol dire che quello che è stato detto, le richieste che sono state fatte sono servite, perché non c'è nessuno in giro. Il lockdown qui funziona. C'era un passante che passeggiava qui vicino a me. Prima ho visto 2 persone in bici, ma parliamo di residenti, di una situazione davvero contingente. Quindi per ora va tutto bene ed è giusto che sia così. Rivedremo questo ponte con i suoi turisti, con le sue persone, con i suoi aperitivi, con la sua storia e cultura quando tutto questo sarà finito, ma per oggi è giusto così. Grazie allora Ferdinando Garavello, grazie della tua testimonianza, e poi ci risentiremo magari poi questa sera anche per i servizi un po' da Bassano, dalla situazione del bassanese. Grazie davvero. Questo è quello che si vede oggi a Bassano, ma ha fatto impressione anche vedere nella giornata di ieri, nella giornata di Pasqua, le zone solitamente più affollate e deserte, ad esempio una Treviso deserta nel giorno di Pasqua è quella che ci ha raccontato con le immagini e la musica Francesco Cerone. Allora vediamo questa Treviso deserta nel giorno di Pasqua, sempre in attesa di collegarci ovviamente con Marghera e con l'unità di crisi di Marghera.
Così la Treviso nel giorno di Pasqua. Vi faccio anche vedere intanto sul fronte dei controlli un altro video che riguarda invece il bellunese. Un secondo ve lo faccio vedere subito, eccolo qua, ve lo faccio vedere, mettiamo a schermo intero come si suol dire. Questi sono i carabinieri di Belluno, dove sentirsi, eccolo qua. I carabinieri di Belluno che anche con, ecco vedete, i posti di blocco tra la giornata di ieri e la giornata di oggi, che continuano i loro controlli per garantire che non ci sia ovviamente l'afflusso di gente. Il controllo è anche evidentemente sulle seconde case, un controllo molto capillare, questo appunto si vede dall'elicottero, una visuale chiaramente migliore per capire se ci sono uscite fuori dalle regole. L'occhio diciamo dei carabinieri un po' nelle varie zone anche della montagna, perché non ci siano persone che sfuggano al controllo per gite insomma fuori porta, anche nelle appunto località più indicate proprio in questi giorni di Pasqua e Pasquetta. Quindi il controllo c'è, è sistematico, anche con l'elicottero, come vedete da parte dei carabinieri di Belluno. I vari territori del bellunese, non solo le arterie stradali più normalmente trafficate, ma anche zone diciamo più nascoste, quindi magari che potrebbero fornire un luogo adeguato per chi cerca di sfuggire ai controlli. Ma come vedete la situazione è abbastanza sotto controllo. È stata una giornata, io do sempre un occhio alla situazione di Marghera, ogni tanto, ecco la vediamo dietro di me, la salva di microfoni, mancano più o meno 5 minuti anche in attesa di capire quale sarà questa ordinanza del Veneto. È stata una giornata ovviamente quella di Pasqua, anche di auguri che chiaramente per chi è ricoverato soprattutto negli ospedali Covid sono auguri particolari. Allora vediamo il video che ci ha girato proprio l'ULSS 6 con il direttore generale Scibetta dall'ospedale, uno degli ospedali, se non l'ospedale Covid per eccellenza, cioè Schiavonia, e quindi la giornata di Pasqua è passata un po' così, cercando comunque di viverla questa giornata. Guardate. Oggi, giorno di Pasqua, siamo venuti col direttore sanitario, la dottoressa Benini, qua in ospedale di Schiavonia per dire grazie a chi anche oggi non fa festa, perché è impegnato in questa struttura a curare, a prestare assistenza ai pazienti col coronavirus. E lo facciamo anche in ringraziamento davanti ai disegni che tutti i bambini di una scuola elementare ci hanno recapitato, che con il loro modo innocente, molto intuitivo, molto diretto, hanno voluto manifestare il loro ringraziamento a tutti quanti. Mauro, guarda che barba che te è caro. Come sei lì a barbieri d'altra parte? Ciao. Ciao. Mi vedi tu? Come stai? Abbastanza bene? Sì. E che si è mangiato bene oggi? Sai? Ciao Katia. Ciao. Ciao, come stai? Bene, bene. Ciao. Io sono qua. Ha detto che mi manda a casa la settimana che viene, sì, penso. E voi? Tutti soli? Sì, ha detto che ti manda a casa. La mamma è a casa sola? Sì, a casa. Sola. Non possiamo, non si può andare là, papà. Ho capito. Fate gli auguri. Ho capito. Ti faccio gli auguri a tutti, buona Pasqua. Sì, dai. Auguroni a tutti. Flavio! Fammi vedere Flavio! Fermi! Sì, vi vedo tutti, ciao, buon pranzo! Tutto bene? Sanificare la bocca! Sì! Fa caricare che la roba lì! Oggi ho mangiato i gnocchi! Ringrazio
infermieri qua, la dottoressa mi ha dato fuoco da parlare assieme con te e la mamma. Ringrazio tanto dalla parte nostra. Va bene, grazie, ciao, ciao. Allora, in questo giorno di Pasqua siamo qui a Schiavonia, ma per noi è il simbolo del lavoro che stanno facendo tutti i nostri collaboratori, medici e infermieri anche negli altri ospedali. Quindi tanti auguri, un ringraziamento e la speranza che possiamo tutti insieme superare questo momento di difficoltà, anche di solitudine, per avere poi un futuro dove sicuramente saremo cambiati. Tanti auguri e grazie. Buona Pasqua. Ciao. È così una Pasqua particolare, chiaramente in tutti gli ospedali ovviamente impegnati, in particolare negli ospedali Covid, e quindi anche la possibilità di potersi vedere con i parenti attraverso i tablet è un momento per accorciare quantomeno le distanze, sicuramente un momento che fa bene al cuore di chi si trova dall'altra parte ma anche all'interno degli ospedali. Stiamo in attesa davvero, mancano pochi minuti, della conferenza stampa di Zaia, nel quale parlerà proprio della nuova ordinanza del Veneto. Nel frattempo, proprio sul Veneto, estrapolando alcuni dati dalla tabella diciamo di stamattina, dal bollettino regionale, si registra che ci sono 1.620 persone in più guarite dal Covid-19 in Veneto nell'ultima settimana. Un incremento del 164% in 7 giorni, calcolato sul numero dei negativizzati alla mattina del 6 aprile scorso, che erano 983, e quello dell'ultimo bollettino appunto di stamane, 2603. Quindi è importante questo più 164% in una settimana, le persone negativizzate, il processo di negativizzazione è accelerato nell'ultima settimana. Nonostante ciò i casi di positività continuano a crescere, pur se con ritmo appunto molto minore. Il 6 aprile scorso, cioè una settimana fa, i contagiati totali erano 11.588, oggi 14.251. Il lancio dell'agenzia ANSA tiene come riferimento sempre il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia. Gli attuali, come sappiamo, sono 10.000, ma sentiamo Zaia in diretta. Ma anche saremo, va che fa massa corrente. Grazie signora. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti e buona Pasquetta. Grazie per essere qui, per continuare ad essere così temerari e quindi riusciamo sempre a farli vedere. Per favore i giornalisti presenti, grazie mille. Meritano giustizia visto e considerato il sacrificio che stanno facendo. Eccoli qua, grazie. Poi ci sono di quelli che arrivano da più vicino, da più distante. Buongiorno, bene, grazie. Allora guardate, un saluto a tutti quelli che sono collegati nelle dirette, un saluto a voi, un saluto veramente, un augurio di buona Pasquetta da parte nostra a tutti i cittadini. Entriamo nel vivo. Allora, abbiamo passato i 203.000, immagino che questa settimana avremo anche dei bei risultati sui tamponi, visto e considerato che il professor Crisanti, come vi ho già detto, mi ha confermato che la macchina funziona. Stamattina peraltro in videoconferenza con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale abbiamo dato anche disponibilità a sentire il professor Crisanti e il dottor Rigoli per tutto il tema il professor Crisanti ovviamente per il tema dei reattivi fai da te, no? Quindi fatti in house, e dall'altro il dottor Rigoli come coordinatore delle microbiologie degli ospedali del Veneto per quello che riguarda il tampone, come ci dice lui, provando a ragionare con la soluzione salina. I casi in isolamento sono 17.902 e i positivi dei 17.000 sono 14.251. I ricoverati sono 1.427. Abbiamo qualche unità in più, se non ricordo male sono 3 in più, 4 in più, una roba del genere, però sono 1.427 che in questo momento occupano 1.427 letti negli ospedali del Veneto. Le terapie intensive sono 245, quindi 245 terapie intensive oltre a quelle ordinarie,
occupati da pazienti coronavirus. Più 6, meno 1 in terapia. Meno 1 in terapia e più 6 tra i ricoveri. I morti sono negli ospedali 779, i dimessi sono 1721, siamo al 9° giorno o 10° giorno dove i dimessi superano i ricoverati, i nati 70. Allora, brevi e semplici considerazioni. Abbiamo lavorato sti giorni per l'ordinanza. Questa mattina assieme agli assessori Lanzarin e Bottacin abbiamo disposto, abbiamo limato, no? Vi dico sempre, faccio l'esempio di Michelangelo che diceva: ma come hai fatto a fare la Pietà così bella? Lui ha detto: ho tolto tutto il marmo in più. Abbiamo tentato di togliere tutto il marmo in più, cercando di fare una cosa equilibrata e che sia rispettosa anche di quello che è il primo obiettivo, che è quello della salute dei cittadini. Voglio ricordare in premessa che aprire o chiudere aziende non compete alla Regione. Lo dico perché molti cittadini ci hanno chiesto: ma i lavori edili nelle case, altre parti, non compete a noi. Deve essere chiaro che aprire e chiudere aziende non compete a noi. Non ve lo dico, siccome qua c'è sempre qualcuno poi che ogni roba che dico fa una polemica, non lo dico per far polemica, lo dico perché se mi scrivete, me lo chiedete, e soprattutto oggi la firma l'ordinanza, qualcuno magari pensa: beh, Zaia adesso può decidere di aprire, di liberarci o quant'altre robe. Noi abbiamo un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che è stato fatto 3 giorni fa, e quello a ricaduta ci permette semplicemente di fare delle azioni. Allora, prima preghiera ai cittadini: mettetevi ben seduti e capite una roba che è fondamentale, che ci diciamo guardandoci virtualmente nelle paglie degli occhi: l'emergenza non è finita. L'ordinanza mi impone di dire, seppur magari, come si può dire, concessoria sotto alcuni aspetti relativi alla libertà dei cittadini, mi impone di dire che non deve essere vissuta come la fine dell'emergenza. Non lo è neanche l'ordinanza, però non vorrei che qualcuno pensasse: beh, Zaia firma un'ordinanza, vuol dire che è finita. No, non è finita. Abbiamo 245 persone in terapia intensiva, ve lo ripeto, e ne abbiamo la bellezza di non 1, 2 o 3, ma 1427 in ospedale. Allora, guardateli bene questi numeri. Sono chiari, no? 1427 e 245. Se questi non scendono, o peggio ancora si alzano, bisogna andare giù pesanti un'altra volta. Quindi questi qua saranno i nostri elementi di lettura. Me li metto via questi 2 fogli. O scendono, ma non debbono mai alzarsi, ma devono scendere. Perché vi dico questo? Perché la prima cura al coronavirus, ve l'ho detto 1 miliardo di volte, siamo noi. È una bella sfida capire cosa voglia dire questo. Vuol dire che i nostri comportamenti irresponsabili aumentano la diffusione del virus, e magari se non sei, come si può dire, una categoria a rischio, magari ti puoi beccare la febbre, puoi farti una polmonite, puoi avere un po' di guai, ma non è detto che tu possa avere solo un po' di guai a prescindere dal fatto che tu sia sia o non sia categoria a rischio. Ma di certo è che il nostro comportamento irresponsabile fa finire in terapia intensiva, o peggio ancora porta alla morte qualcuno che non può permettersi di essere contagiato. Quindi quando vi viene la tentazione, pensate sempre che c'è qualcuno che potrebbe perire, morire a causa della nostra o della vostra tentazione. Sono parole dure ma sono chiare. I veneti sono un popolo eccezionale, lo hanno dimostrato. Qui abbiamo i dati delle percorrenze, abbiamo tutti i dati dei tracciati con le celle telefoniche, quindi non dei singoli spostamenti ma delle masse, e ne viene fuori insomma che abbiamo ridotto gli spostamenti di 4.644.000, cioè del 50%.
Adesso voi capite, qualcuno si è offeso perché ho detto non esiste più lockdown. Ma scusa, oggi fuori c'è il sole, no? È inutile che mi dite che piove, c'è il sole e il lockdown non esiste. Lockdown vuol dire chiusura totale, a voi risulta che sia tutto chiuso, a me no. Domani mattina sappiamo che troveremo più auto in autostrada, domani sapremo che troveremo più persone che usciranno di casa per andare a lavorare rispetto a quelle che c'erano prima del decreto, e questo per dire che dobbiamo ragionare, abbiamo tentato di farlo con l'ordinanza, pensando a un lockdown ridotto, perché tale è, a un mezzo lockdown, chiamatelo come volete, a un lockdown soft, ecco, usiamo questi termini così ci capiamo, che però deve mettere in sicurezza anche chi comunque ha spostamenti importanti. Allora, qual è l'ordinanza? E dopo vi faccio vedere anche un video, non si offendano le altre televisioni se faccio vedere un video del TG1, ma ce l'avrei anche originale in giapponese tradotto in inglese, però siccome poi lo vedranno anche da casa, magari fate sto sacrificio di farlo vedere nei vostri servizi. Sono confermate e comunque adottate le seguenti misure. A. È disposta la chiusura degli esercizi commerciali. Allora ve la faccio breve senza leggervela. Si chiudono i supermercati come sempre la domenica e ovviamente i giorni festivi, quindi il 25 aprile e il 1 maggio. B. È confermata l'attività dei mercati. Cosa vuol dire? Mercati a cielo aperto che ora avranno non solo l'alimentare, sto parlando di frutta, verdura, salumi e formaggi, ma avranno ovviamente pesce, carni, ma ovviamente immagino avranno anche la possibilità di vendere l'abbigliamento per i bimbi. Immagino che se c'è uno che ha un banco specializzato per abbigliamento per i bimbi, l'attività di vendita ai bimbi è un'attività ritenuta essenziale. Sono confermate tutte le misure: perimetrazione dei mercati, un accesso e un'uscita, quindi due varchi, uno per l'accesso e uno per l'uscita dall'area perimetrata, la vigilanza ai varchi e l'ingresso e lo stazionamento contingentato, quindi stabilire come nei supermercati che si fa la coda fuori, ovviamente a distanza di 2 metri abbiamo inserito, alla luce poi del video che vi farò vedere, e ovviamente per l'accesso ci vuole mascherina o qualsiasi altro metodo idoneo per coprire naso e bocca e guanti. Scontato che mascherina e guanti li debbano avere gli operatori. Negli spostamenti all'esterno della propria, punto C, della propria proprietà privata, cioè da casa propria, devono essere utilizzati mascherine e ogni altro dispositivo idoneo per la copertura di naso e bocca, nonché di guanti o gel o altra soluzione igienizzante, cioè uno va fuori di casa, deve portarsi la mascherina e disinfettarsi le mani. Fatte salve le disposizioni specifiche del trasporto pubblico, perché noi nel trasporto pubblico lo prevediamo già. D. Le uscite di casa devono essere esclusivamente individuali, salvo l'accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute, quale nel caso di accompagnamento di disabili o minori di 14 anni deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale, cioè esci di casa, devi andare a uscire di casa, devi uscire da solo per andare a fare la spesa, non con la macchina piena, e se hai dei bimbi piccoli te li puoi portare perché se a casa non c'è nessuno che te li tiene, ma se rappresenti una coppia ci sarà un genitore che resta a casa con i bimbi e l'altro genitore che va a fare la spesa. E è vietata l'uscita di chi presenta temperatura corporea superiore ai 37 gradi e mezzo. Detta in soldoni, se ti ferma la polizia e ti misura la febbre e sei febbricciante è un reato. Nei giorni del 25 e del 1 maggio, ho voluto mettere 25 aprile e 1 maggio del 2020, il picnic, barbecue e tutte le storie che si fanno in quei giorni all'aperto è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo familiare residente nella stessa proprietà.
Tradotte in soldoni, non avventuratevi per favore ad organizzare barbecue, grigliate, per tradurla giustamente nel termine giusto, grigliate, feste o quant'altro, perché sono illegali e sono un grande elemento di diffusione del virus. Abbiamo voluto mettere questo punto definito per il 1° maggio e 25 aprile perché ci stanno scrivendo un sacco di cittadini, soprattutto nell'ultima settimana, chiedendo se possono organizzare, se possono fare. Quindi la grigliata si fa a casa, si fa nel terrazzino, si fa nel giardino, la fate dove uno ha la sua abitazione se può farlo, e lo fa solo per il proprio nucleo familiare. Vuol dire, tradotto per chi ci sta ascoltando, non invitare gli amici, non invitare i vicini di Pianerottolo, non invitare i residenti nel condominio, non invitare i genitori, i fratelli, sorelle, tutte le storie che sapete, morosi, morose. Si fa col nucleo familiare. Perché? Perché il nucleo familiare è un unicum dal punto di vista epidemiologico. O ce l'hanno tutti o non ce l'ha nessuno, giusto? In linea di principio. Evitiamo di fare in modo che ce l'hanno tutti o non ce l'hanno nessuno, anche portando qualcuno da fuori. G. È ammesso lo spostamento di ogni mezzo per l'assistenza al parto da parte del genitore. Abbiamo risolto un problema che si era creato con i DPCM, cioè siccome per andare ad assistere al parto del proprio partner non è un motivo indifferibile contemplato nei DPCM, noi diciamo che uno può prendere l'auto e andare in ospedale a vedere che nasca suo figlio. Punto. H. L'attività motoria è individuale, occhio, è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione. Ho tolto i 200 metri, questo è un atto di grande fiducia. Io so che i veneti, e mi rivolgo ai ragazzi, sono assolutamente performanti. L'appello io lo faccio sempre ai giovani perché sono il nostro faro, sono davanti al convoglio, ci sono loro. Allora, togliere i 200 metri vuol dire che 201 va bene, 202 va bene, 203, ma no 4 km, 5 km, cioè bisogna avere, la legge dice in prossimità della propria abitazione. Dobbiamo utilizzare buon senso e si esce in maniera individuale, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 2 metri, poi vi spiego perché, da ogni altra persona, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui all'articolo C. I distributori automatici sono ammessi solo all'interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse. Per l'acqua potabile, le case dell'acqua per capirci, latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Quindi tutto il resto dei distributori che sono in giro, che magari possono creare capannello di gente che dice se troviamo il distributore, così ci facciamo un caffè, intanto 2 chiacchiere, no. J. Gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione e fotografia sono chiusi la domenica e tutti gli altri giorni festivi. K. Questo è destinato alle imprese. È un po' lungo, però ve lo leggo e capite qual è la filosofia. In tutti i punti vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso nei locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno di prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno 2 metri, l'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri mezzi idonei. Forniti in mancanza di disponibilità da parte del compratore, dal venditore, di mantenimento. Questo ricorda il mantenimento di un unico accesso contingentato per gli ingressi. Quindi, questo riguarda i supermercati. Allora, evito di leggerlo tutto. Nei supermercati si fa la coda fuori, 2 metri di distanza, mascherina, guanti. In caso assoluto proprio di impossibilità di trovare i guanti, gel igienizzante che trovate anche all'ingresso dei supermercati, molti supermercati mettono anche i guanti. Dentro nel supermercato non ci si toglie i guanti,
si continua con i guanti, mascherina si continua a tenere. Io so che dico robe banali, ma fidatevi che va bene dirlo. La mascherina non serve perché si sta in coda fuori, ma serve perché poi si andrà anche dentro, e ovviamente tutti gli operatori dovranno essere bardati con mascherine, guanti e tutte le cose che sapete. L. È ammessa l'attività economica anche di somministrazione di alimenti e bevande svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio. Quindi si conferma la consegna a domicilio dei ristoranti o dei bar, dei bar che producono aperitivi, finger food per gli aperitivi, non so, robe del genere. M. Tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali, sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere, devono essere espletate nel rispetto per i dipendenti del protocollo condiviso. Ecco, diciamo che in tutte le attività, ve la traduco, si deve applicare l'accordo fatto con le parti sociali. E quindi scrivo anche in questo punto M che le Spisal da domani mattina continueranno e incentiveranno i controlli, cioè è fondamentale che siano messi in sicurezza i lavoratori e che questa sicurezza passi attraverso tutte le categorie di attività aperte, banche e assicurazioni comprese. N. Nelle attività bancarie, nello specifico, compresa quella esercitata da Poste Italiane SPA e quella assicurativa e degli studi professionali, e in ogni caso ove sia possibile sia previsto l'accesso da parte dei clienti e fornitori. L'accesso della clientela dei fornitori deve essere programmata mediante, scusate io salto un po' non è che leggo male, è che sto saltando righe, l'accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento. E cosa diciamo? Che diciamo che nelle poste, nelle banche, dai professionisti, dal commercialista, dagli assicuratori eccetera, incentiviamo il fatto che si vada su appuntamento, evitando di creare degli ammassamenti magari nelle sale di attesa. In ogni caso devono essere utilizzate da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti, ogni altro dispositivo idoneo a garantire la copertura di naso e bocca, e l'igiene delle mani quali prodotti igienizzanti deve essere attuata l'efficace sanificazione dei locali. Ve lo dico perché ci sono arrivate anche ad esempio delle segnalazioni che in alcuni sportelli bancari i lavoratori non possono utilizzare la mascherina perché qualcuno è andato a dire che la mascherina nelle banche non è prevista. Adesso la prevediamo noi, così togliamo il dubbio a tutti. Punto P. In tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con l'obbligo Hai saltato quella prima. Ah sì, poi dico quella, ne ho saltata una. E con l'obbligo di allontanamento di coloro che presentano la temperatura corporea superiore a 37,5. Cioè in tutte le aziende va misurata la temperatura, se c'è sopra 37,5 il lavoratore deve essere ovviamente messo in riposo e in isolamento fiduciario a casa. Il punto O che ho saltato, ma poi avete tutto voi, cioè non preoccupatevi. La vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, nonché l'attività di librerie e cartolerie è ammessa nei negozi esclusivamente dedicati. Perché qua ci hanno chiesto tutti, ma io vendo le scarpine nel megastore che vende scarpe? No. E altre robe del genere. Sulla base di titolo anteriore al 21/2/2020. Quindi tutti quelli che erano autorizzati in via esclusiva prima del 21 febbraio, che è il giorno d'inizio della vicenda dell'emergenza coronavirus, possono aprire in via che vendono solo quei prodotti. Alla vendita di 3 prodotti ed è consentita in 2 giorni alla settimana, non tutta la settimana, 2 giorni, esclusa ovviamente le domeniche, i festivi e i prefestivi. Punto Q, sto terminando. È ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento dei rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata, i cosiddetti ecocentri o CERD, comunali più vicini alla residenza. Quindi siccome ci saranno attività, magari qualcuno a casa giardino, robe, porta via il verde, e anche alla luce del fatto che noi abbiamo autorizzato, vi ricordo, l'attività
l'attività di giardinaggio. E infatti eccola qua, punto R, è ammessa l'attività di manutenzione delle aree verdi, aree naturali, pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione, queste sono le spiagge ragazzi per capirci in particolar modo, e di pertinenza, quali le spiagge. Esse sono consentite le opere collegate agli stati di emergenza della protezione civile, VAIA per capirci, i boschi e quelle attività che dobbiamo fare necessariamente. Vi evito la lettura, confermiamo tutta l'ordinanza sulla, è scritta qui comunque ce l'avete raccolta, per il trasporto pubblico locale, quindi tutto il tema delle mascherine, dei guanti, dei gel, di tutto quello che sapete all'interno di treni, autobus, vaporetti e tutto quello che c'è. Domande? Prego. Presidente, buongiorno. Ciao. Dunque, per quanto riguarda i spostamenti da casa, l'obbligo dei dispositivi protettivi vale anche per le passeggiate entro i... Sì. Bisogna uscire con la mascherina. Bisogna uscire con la mascherina. C'è un problema di reperibilità di guanti, come è sottolineato. Disinfezione. All'inizio. Non è che vi verranno a usare le mani, ma lo fate per il vostro bene, insomma. Quindi disinfezione con il gel. Se che qualcuno non pretenda dalla polizia che gli usi le mani, cioè. Lo dico perché a volte capita, leggo dei verbali. Senti, anche se hai fatto appello al buon senso, non è che si possa andare... Ma è con quello che si vince. Certo, non è che si possa andare a misurare con il metro, ma insomma... prima c'erano 200 metri, adesso c'è l'area di prossimità, un raggio massimo ragionevole. Il raggio massimo è quello del buon senso, che bisogna sgranchirsi le gambe, punto, non andare a prepararsi per la maratona. Questo è poco ma sicuro. Guardate, evitiamo di riempire i passeggi, evitiamo di andare a farci tutti i percorsi naturalistici della propria zona, questo non è nelle prossimità della propria abitazione. Prossimità vuol dire che uno si fa una passeggiata ma deve farla in sicurezza da solo, a meno che non abbia, che sia un familiare non autosufficiente da portare fuori, un disabile, un minore, e punto. Capisco le difficoltà, le capisco benissimo, abbiamo anche un po' il cuore in pace perché l'assessore Bottacin con i suoi ha fatto distribuire 10 milioni di mascherine, provvederemo ancora, spero che si possano trovare sempre di più, del resto nelle farmacie si trovano, però è pur vero che se riusciamo anche a entrare nei banchi dei supermercati, alla fine i veneti si compreranno il pacchetto di mascherine da tenere a casa, ragazzi, questa roba qui non è che dura un giorno, quindi bisognerà che ci abituiamo un po', finirà come sono finite tutte le tragedie, perché dopo la pioggia viene sempre il sereno, però bisogna capire che la mascherina diventerà un accessorio, per un periodo diventerà un accessorio. Ci abbiamo pensato molto al tema delle mascherine, però il senso di responsabilità ci ha portato a dire sì, e adesso vi faccio capire perché. Bisogna spegnere luci qui? Un altro dettaglio posso chiedere? Sì, prego. Quando entra in vigore l'ordinanza? Alle 24 di oggi. Fino al 3. Scusa, mi ero dimenticato. Vi faccio adesso, mi sposto, ve lo dico solo, vi do spegniamo anche le luci, vi do solo una breve spiegazione. Mi perdonino. Prego? È già tradotto il video. Ah sì, non è sottotitolato. E volevo dire solo una cosa prima di far mandare il video. Mi perdoneranno tutte le televisioni perché è un video della RAI e quindi per correttezza ve lo dico. Se l'avevamo in inglese, ma fra l'altro era anche troppo lungo, loro hanno fatto un bel lavoro di riassunto. Fatelo vedere questo video stasera ai cittadini e vedetelo bene in diretta. Magari vi diamo anche, insomma, fate sto sacrificio, fatelo vedere. C'è comunque anche su internet, ma è tutto in inglese e quindi va tradotto. Gli studi sul virus e sulla sua permanenza nell'aria, la scienza cerca di dare risposte. Intanto la TV giapponese ha condotto un esperimento su colpi di tosse e starnuti. La corrispondente Giovanna Botteri. La televisione giapponese ha condotto uno studio con i ricercatori dell'Università di Tokyo, utilizzando telecamere ad alta sensibilità e raggi laser. L'esperimento comincia con uno starnuto. Possiamo vedere ad occhio nudo le goccioline più grosse cadere immediatamente a terra, ma solo attraverso la camera vediamo anche le microparticelle grandi 1/1000 di millimetro. Sono più chiare e più leggere.
Il problema è che anche una normale conversazione genera una grande quantità di microparticelle, semplicemente parlando a voce un po' più alta. Restano sospese nell'aria, non cadono e non se ne vanno. Il professor Tadeda spiega che ancora non si conosce la quantità necessaria al coronavirus per passare da uomo a uomo, ma è probabile che molti contagi siano venuti così. Il rischio sale negli spazi chiusi senza reazione. Il laboratorio simula una stanza con 10 persone. Basta un colpo di tosse per emettere 100.000 particelle. Quelle grosse, le blu e le verdi, cadono a terra, ma le altre restano nell'aria per almeno altri 20 minuti, a meno che qualcuno non apra la finestra per farla andare via. Basta usare le mascherine ed arieggiare ogni ora gli ambienti e il rischio di contagio, conclude Tadeda, si abbassa. Grazie. Però avete visto, quando si dice grazie, quando si dice ma la temperatura influisce sul virus, e poi abbiamo il grande dibattito degli scienziati, ma il virus, la temperatura, no. Sì, ma con la temperatura si alza le finestre di casa. E questo è il vero vantaggio del virus, che noi arieggiamo le case. Pensate se fossimo in inverno e che abbiamo le case ermetiche. Avete capito cosa si dice? 20 minuti le particelle resta questo aerosol. Per questo io vi dico sempre che secondo me riaprire le scuole è sbagliato e dobbiamo evitare ogni forma di aggregazione. Capite che quando vediamo questo video, ve ne avevo già parlato dell'esperienza giapponese, no? A questo ci mettete i dati nostri che ci dicono che l'1,3%, solo l'1,3% dei 10.000 medici del Veneto si sono infettati perché avevano i dispositivi, ci fa capire che la mascherina è il salvavita. E rispondiamo anche a quei scienziati che un mese fa ci dicevano che la mascherina dovevamo portare solo i sintomatici, la mascherina dovevamo portare tutti. Altre domande? Poi avete il documento, ragazzi, se non avete capito qualcosa, se no penso che il documento vi chiarisce tutto. Sì, io ne avrei un paio. Allora, prego. Prima, sempre il viso che dico, va bene, oltre a voi, i report di ieri e di oggi segnano 1-0 nella colonna di nuovi casi positivi. Questo è senz'altro un buon segnale, comunque che fa ben sperare. E poi un'altra cosa, così poi lascio la parola ai colleghi. Molti telespettatori ci stanno chiedendo se qualora le scuole riaprissero a settembre si è pensato a qualche iniziativa per i ragazzi nel corso dell'estate, eventualmente anche, non lo so, sentendosi con associazioni. Un'iniziativa in che senso? Per coinvolgere un po' i ragazzi che saranno a casa. Nel senso che se aprono, se non chiudono, se non riaprono più fino a... E queste sono attività che competono all'ufficio scolastico regionale, che non sono attività della regione. Vi ricordo che uno dei grandi dibattiti sull'autonomia era proprio la scuola e dicevano che sbagliavamo a chiedere competenze. Non voglio neanche entrare in questo merito e dico semplicemente che ci vogliono delle attività di sostegno. Vedo molte scuole, devo complimentarmi con i tanti docenti che ci sono, parlo di scuole pubbliche, che fanno un sacco di attività. Sono ragazzi che mi dicono stanno anche 6-7 ore a fare attività e qualcuno anche che va a invocare la riapertura delle scuole perché non ce la fa più, perché è più controllato di prima. E beh, se ci pensate, hai una telecamera puntata in faccia. In un'aula tu non hai la telecamera puntata in faccia, quindi il docente ti vede nella griglia e ti vede se ti distrai, se fai qualcosa. Quindi per quanto riguarda i dati, invito tutti a non prendere dati positivi come un trend positivo. Il più grande errore che possiamo fare è abbassare la guardia. Non siamo nelle condizioni di abbassare la guardia. Guarda, ci diamo appuntamento fra una settimana, 10 giorni e rivediamo questi due dati, capiremo se ha funzionato oppure no. Li mettiamo via, li lasciamo a qualcuno. Beh, vi ricordate i dati di oggi, avete la data, è 13 aprile e quindi sì, sono dati incoraggianti, ma come si dice, una rondine non fa in primavera. Scusi, posso una cosa, un dubbio che mi è venuto, qualora le varie cooperative o diverse associazioni organizzassero i classici centri estivi? Bisognerà vedere, Ilaria, in che momento li organizzano
e capire in quel momento quali saranno le direttive della comunità scientifica, perché sì, ma dal punto di vista sanitario è fondamentale capire, perché se ne viene fuori che comunque per tutta l'estate bisogna evitare di far concerti, fare partite, attività diciamo dove si prevede grossa aggregazione, mi sa che i centri estivi saltano. Questo quindi potrebbe riguardare anche determinate zone balneari, spiagge eccetera? No, guardate, noi speriamo che si possa ripartire, io sono tra quelli che pensano e sperano di farlo anche velocemente, però tutto non prescinde dal fatto che dobbiamo avere indicazioni di natura scientifica. È la nostra responsabilità di noi tre e della Regione è quella di non mettere a repentaglio la salute dei cittadini. Quando uno si chiede ma perché fanno ste robe, non è che ci divertiamo qua a Pasquetta a fare ste robe o a Pasqua, perché abbiamo la responsabilità che ci viene data dalla legge di pensare per il bene di tutti. Poi magari sbagliamo anche noi, però è meglio sbagliare e salvarne uno in più che far bene e poi magari trovarsi con altri guai. Prego. Su questo, Presidente, la sensazione è che siete stati costretti a una rincorsa, nel senso vi siete trovati con quello che lei ha definito nei giorni scorsi un mezzo lockdown e a questo punto avete dovuto interpretare i dati in una certa maniera per arrivare a questo tipo di soluzione che sembra quasi una soluzione di difesa. Assolutamente sì. Quanta è la preoccupazione vostra che ci sia un ritorno di fiamma dopo questo? Da 0 a 10, 8. Sì, assolutamente. Perché le misure, come tu hai ben letto, che ci sono qui all'interno, sono tutte a tutela di chi si troverà fuori. Penso ai lavoratori, ad esempio, al loro trasporto, a tutto quello che significa mettere in sicurezza il loro trasporto, gli spostamenti, l'azienda. Quindi la mascherina è la condizione sine qua non per vivere. Prego. Buongiorno Presidente, la mia domanda è un po' simile a quella del collega Zennaro. Lei ci ha sempre spiegato che il virus è ancora presente nella nostra comunità. I dati li vediamo, abbiamo visto anche le immagini poc'anzi dei colleghi della RAI. Quello che richiedo è perché, almeno questa è la mia sensazione, stia pian pianino lasciando un po' la presa, nel senso teme che il sacrificio che stiamo facendo un po' tutti stia diventando sempre più insopportabile, che quindi ci sia un possibile basta rispetto delle regole, basta presidi e quindi si apra autonomamente. Ma guarda, io penso che i cittadini non siano degli sprovveduti e lo hanno dimostrato con alto senso di civiltà, perché noi non abbiamo riempito le tangenziali con colonne di auto, non abbiamo fatto le scampagnate a prescindere. Poi c'è sempre, come si può dire, l'irresponsabile, per questo è il titolo di chi non rispetta le regole. Allora, se invochiamo tanto il senso civico, il senso di comunità, del fatto che Einaudi pensava alle prossime generazioni e non alle prossime elezioni, ci siamo riempiti la bocca di tutte queste frasi qua, se volete ve ne faccio una lista. Adesso è il momento di dimostrare che siamo persone per bene. Punto. C'è altro da aggiungere. Se non si rispettano le regole vuol dire che abbiamo sbagliato tutto quello che si è detto fino ad ora. Io vedo i veneti responsabili. Allora, se uno dovesse fare un'analisi di questa ordinanza dice bene, si tolgono i 200 metri e c'è un minimo di valvola di sfogo, però mettiamo, come si può dire, una protezione in più, perché questo lockdown ormai non c'è più e dobbiamo prendere atto che la nostra strategia deve modificarsi. Per capirci, se avessimo avuto il lockdown oggi non staremmo qui a discutere di mascherine, è inevitabile. Però è anche vero che il momento è tale per cui bisogna anche vedere il tema della mascherina come un tema di prepararsi a quello che sarà la fine del lockdown. Quindi questa è una fase di limbo fondamentale. Se volete stiamo iniziando una fase 2, no? Una fase 2 che è un mezzo lockdown dove cominciano a essere molto più presenti e pesanti i dispositivi di protezione. Altro? Grazie Presidente. Ci arrivano delle richieste perché insomma questa serie di prima di DPCM del governo, poi le ordinanze della regione, magari la gente non sempre ha chiarissimo per cui. Sì. Allora, è una domanda che può sembrare superflua, ma resta confermato il divieto di mobilità che non sia legato al lavoro, alla spesa quotidiana? La domanda non è superflua, perché qui bisogna andare proprio anche a volte nella banalità, e resta confermato tutto quello che non è lavoro
urgenze indifferibili, andare da un medico piuttosto che andare in farmacia o andare a comprare generi di primaria necessità, che sono gli alimentari, l'abbigliamento per i bambini, mi sembra sia 0-6 anni, quindi età dell'infanzia, e poi hanno messo dentro anche le librerie, ma noi le abbiamo contingentate a 2 giorni alla settimana. Quindi resta confermato, non è che uno esce di casa e va a farmi un giro, no, attenzione, no, hai fatto bene a fare questa domanda. Che segnali avete avuto dalla mobilità, cioè traffico, circolazione? Abbiamo avuto un incremento del 4,43% dei movimenti in Veneto da quando c'è stato la fine del lockdown totale, no? Il lockdown totale per noi era aziende strettamente legate, diciamo al lockdown totale era ante deroghe, per capirci, poi sono arrivate le deroghe, hanno come sgonfiato il lockdown e quindi con il secondo DPCM, prego? Solo il 4%? Sì, sì. Il post, cioè diciamo l'effetto deroghe, oggi Cuba, fermo qua, no, ti ho detto male, 6,85%. Beh, considerate però abbiamo una settimana anche strana, c'è una settimana pasquale, da domani vedremo come gira. La Pasqua come è stata? Ma io direi ottimamente, cioè, non ditemi che avete trovato le strade piene perché vuol dire delle bugie, quindi faccio i miei complimenti ai veneti che ci hanno fatto fare un figurone, fra l'altro a livello nazionale come comunità, perché pensate se avessi visto i video che ho visto per altre regioni di gente incolonnata che vuole andare al mare in montagna, quindi eccezionali i veneti. E la Pasqua è andata bene, guarda, io ho fatto Conegliano Marghera in andata e ritorno ieri e ho trovato un'auto. Posso... No, c'era la Francesca Carollo, poi c'era lei, prego. No, ma Presidente, buongiorno. Allora, una domanda, sempre guardando avanti, ma noi abbiamo una cosa importante in Veneto, il turismo, ok? Però che adesso sta pagando un prezzo altissimo. L'idea vostra è dopo il 4 maggio di pensare di riaprire le spiagge, cioè per ipotizzare il turismo, oppure abbiamo già dato per persa tutta la stagione? Chiaramente sempre pensando alla salute, perché è la priorità che tu ti sei posto in questi mesi. Chiaro. Ma guarda, intanto ben venga questa domanda perché saluto tutti gli operatori che sono stremati. E il turismo, lo dico a chi magari non sa, è la prima industria in Veneto. Cuba 18 miliardi di fatturato. Stiamo parlando di 18 miliardi che sono ossigeno per la nostra comunità. Stiamo parlando di una visibilità internazionale. Io spero che ci siano quanto prima le condizioni sanitarie per ripartire e spero che si possa assolutamente pensare che questa stagione non sia persa, perché persa la stagione vuol dire veramente che ci va male. E continuo a dire, qualcuno si era indignato quando l'ho detto, no? Che bisogna fare delle campagne di promozione che non siano andare per le fiere o fare i manifesti negli aeroporti, non servono a niente quelle robe lì. Bisogna dare degli opinion leader, comunemente detti influencer, lo ridico magari spiegandolo, forse qualcuno gli entra nel cervello, e significa che se tu vuoi informare gli statunitensi, i cittadini degli Stati Uniti, che sei disponibile a fargli fare una bella esperienza turistica nelle spiagge del Veneto piuttosto che nei circuiti termali o nelle Dolomiti o al largo o quello che è, magari se lo fai dire a Oprah Winfrey che quest'anno verrà in vacanza in una delle nostre località, probabilmente tutti gli Stati Uniti dicono cosa sta succedendo. Questo è il senso degli opinion leader. A me non sembra una banalità, c'è il mondo ormai che si muove secondo questi percorsi. E ogni paese ha i suoi opinion leader riconosciuti dalla comunità, anche noi in Italia, se ci pensate, ce li abbiamo, evito di citarli, che sono in grado di dire quest'anno vado in vacanza lì e tutti corre là. Abbiamo dei fenomeni turistici creati con questo sistema, ne volete uno? Formentera, uno per tutti. Seconda domanda, sì. sempre legato a questo, la regione appunto
concentrato moltissimo sulle mascherine, giustamente come dispositivo di protezione, e questo sembra averci dato sempre ragione. È vero che adesso si trovano, ma comunque non ovunque hanno lo stesso prezzo. Purtroppo bisogna dire che in alcuni posti costano di più e non tutti hanno le possibilità economiche. Certo. Allora, ci sono delle imprese che mi chiedono come poter donare alla regione, come si possono mettere. Sembra semplice, però in effetti sembra che non vuol dire che Guardate, a volte c'è. hai fatto bene a dirlo. Diamo un numero di telefono. Che numero diamo? 041, usate quello dell'uovo. 041 279 2863 041 279 2863. Noi accettiamo tutte le donazioni, non finiremo mai di ringraziare, anche dei dispositivi. Anche il numero verde della sala operativa. Il numero verde della sala operativa 800 sì, 800 99 0009. Ecco, quindi ben venga per le donazioni, assolutamente sì, e grazie anzi. Prego, aveva una domanda? Allora, pensando al dopo, pensando alla fase 2, se c'è qualcosa che non è stato fatto e che cosa si potrebbe fare, che cosa in Veneto da oggi in poi non dovrà più mancare, se qualcosa è mancato? Beh, questa è la fase 3, no? Nel senso che dovremmo convivere con questa tragedia, torneremo alla normalità, ci siamo tornati dopo la spagnola, dopo la peste, li abbiamo letti tutti i libri di storia, no? E torneremo ancora alla normalità, però dovrà passare del tempo per raggiungere l'immunità di gregge da un lato, nel senso che dovremmo avere, diciamo, questo virus che lo vedremo come il virus dell'influenza, no? Un giorno sarà ricordato come il virus dell'influenza stagionale, perché è un coronavirus fra l'altro, quindi è un virus influenzale sotto questo punto di vista, che però fa più guai dei suoi fratelli, perché nel salto di specie, anche qua mi hanno detto che non dovevo mai dire dei pipistrelli e altre robe, vabbè, cioè, è scritto sui libri, è scritto sulle riviste scientifiche che è un virus del pipistrello che è passato per il pagolino e poi è finito all'uomo. Quindi nel salto di specie noi siamo impreparati a reagire, no? Quindi mascherine e distanziamento sociale saranno delle prerogative fondamentali. Ma lei pensa a un gruppo di lavoro? Come ad esempio... Noi ce l'abbiamo già noi un gruppo di lavoro, sì, stiamo lavorando a questo. Voi avete avuto contatti con questo nuovo gruppo che ha formato Conte, che dovrebbe pensare alla fase 2? No, noi mandiamo del materiale che abbiamo prodotto noi, no? Ma questo gruppo penso che sia rappresentato dal Comitato Scientifico Nazionale alla fin fine, no? Brusaferro. No, zero. No. Scusate colleghi, ho i giornali che pregono. Sì, che poi chiudiamo. È Pasquetta oggi, ragazzi, no? Dove andare a casa? Facciamo un altro giro, ora cominciamo dalla collega Ranzana del Gazzettino. La mascherina, se no si sente niente. L'attività motoria contempla anche la corsa e servono anche mascherine anche per correre? Ma sì, sai, non è praticabile. Qualcuno dice ma la respirazione è affannosa quando corri. Diciamo che purtroppo in questa fase dobbiamo prevederla per tutti. Considerate che oggi l'attività motoria va un po' gestita secondo il buon senso. Alda, che fra l'altro è una maratoneta, è una podista, e capirà che sì, uno si fa la corsetta, però sempre vicino a casa, sempre con le massime attenzioni. Uno dice ma perché non mettermi la mascherina? Perché finisce che se tu vai a farti una passeggiata o qualcosa, prima o poi incroci qualcuno. Speriamo che non si incroci mai nessuno, però se lo incroci, avete visto il video, no? E sono previste sanzioni sempre con destinazione del sì, c'è scritto tutto, sì. Quando abbiamo raccolto? No, non so più pallida idea. Terza domanda e conclusiva, resta preclusa la vendita di piantine da orto nei mercati? Nei mercati sì, non è prevista neanche dal DPCM. Bene, abbiamo il collega... Però si comprano presso i vivai, si comprano perché non abbiamo più chiuso i garden, perché abbiamo messo tutti i dispositivi anche lì, gel, guanti e quant'altro, si comprano nei consorzi e nei supermercati, quindi la catena di distribuzione c'è.
Il collega Basso fa domande di tipo scientifico. L'esame Covid ematico come sta procedendo? Sta procedendo che stanno facendo prelievi e analisi. Questo è il laboratorio del professor Plebani e del professor Lippi, quindi Padova e Verona. Può essere fatto anche da privati in autonomia con l'ausilio di personale qualificato? No, ma siamo in una fase sperimentale, ben venga questa domanda, perché il tema è, uno dice ma se dà la patente di immunità un'impresa va lì, si fa fare i prelievi a tutti i lavoratori e dice li patentano, ma non siamo ancora in questa fase. Oltre ai farmaci funzionano anche le terapie extracorporee per il blocco delle infiammazioni? Cosa sono le terapie extracorporee? Non so. L'ozono forse? Terapie extracorporee, sì, forse l'ozono. E l'ultimo è dal Massimo, da Giacomuzzo. Novità appunto per come si può aiutare le imprese venete a trovare le mascherine e i guanti da comprare, visto che le misure sempre di più le pongono? Ma guardate, c'è una produzione locale che ormai, ieri sono venuti a trovarci degli imprenditori che ne fanno, quante ne fanno? Milioni, ci penso. Milioni no. Beh, insomma, hanno una grossa azienda con migliaia di dipendenti, ha una linea produttiva 20.000 giorni. 20-30.000, insomma quello che è. Ce ne sono già tanti che producono, per cui basta togliere l'impiccio di sta ordinanza che blocca, che ancora qualche guaio crea e via. Dal MAS, domani quali cantieri di opere pubbliche potranno riprendere? Solo quelli dell'emergenza tipo Baia o altro che qua? Non sono mai stati chiusi i cantieri. Delle opere pubbliche? Mai stati chiusi. È che ad esempio Pedemontana hanno deciso di chiudere autonomamente, ma non sono mai stati chiusi. Sono le ultime domande che avevo. Altro ragazzi? Un paio di dettagli, Mi viene dubbio, che non sia stato chiaro. No, il discorso dei garden e dei vivai sono stati riaperti al pubblico. Il negozio di vendita presso il vivaio è agibile, quindi è aperto, con tutte le regole, guanti, mascherina, eccetera. E l'altro aspetto che invece è meno un dettaglio, più forse una questione di sostanza, si ha l'impressione che insomma, le regioni, pur con esigenze diverse, la Lombardia non è una situazione del Veneto, ad esempio. Sì, non confrontatele mai. Certo, non sono, però insomma la conferenza delle regioni, soprattutto le regioni più colpite, quelle del nord, condividessero un approccio diverso. Ma no, guarda, io dico, il governo ha fatto il provvedimento, noi abbiamo dato l'ok al provvedimento, l'intesa. Considera che abbiamo inoltrato una serie di richieste che non sono state colte, non ne facciamo tragedia, cerchiamo di fare in modo che poi la ricaduta, anche qui c'è qualcuno che si straccia le vesti, no, bisogna portare tutto a livello nazionale, rendiamoci conto che il nostro paese è paese dei campanili, c'è delle diversità che sono la grande forza di questo paese, cioè tu non puoi paragonare, come si può dire, la conformazione, la storia e il modo di ragionare dei Veneti con un'altra regione, è inevitabile che poi devi fare una roba su misura. Quando noi abbiamo dato 200 metri, i Veneti si sono messi tutti a misurare, no? Lo dico così simpaticamente. L'avessi dato da qualche altra parte 200 metri, cioè i Veneti hanno prodotto addirittura l'applicazione che ti avvisa quando passi i 200 metri, non a caso hanno prodotto i Veneti. Dai, altro veloci? Prego. È tagliato sempre rispetto ai nostri modelli, visto che lei diceva Sì, confermo questo, ma non è motivo di gioia perché è un attimo perché si inverta il trend, è già accaduto a livello internazionale. Mi basta che resti agli atti che noi non siamo assolutamente tranquilli. Come si dice? Non dormire tranquillo, ecco. No. Lo diceva militare questo. Io ho fatto l'obiettore per cui non ho mai sentito. No, volevo chiedere, c'è tanta differenza, mi sembra di capire, che l'hanno anche sottolineato all'esterno del Veneto, nell'approccio della regione Veneto e in quello delle altre regioni. Cioè sembra quasi che l'esperienza veneta in questo momento si stia allontanando dalle esperienze delle altre regioni. Non ha questa sensazione. Guarda, noi abbiamo visto la morte in faccia e la stiamo vedendo, prima roba, purtroppo. 2, ho l'impressione che alcune regioni puntino
non si rendano conto che il virus è un attimo che giri in negativo, perché vedo soprattutto in alcune regioni dove il virus è arrivato tardi rispetto alla nostra esperienza, che forse magari si spera, giustamente la speranza è uno dei sentimenti umani, si spera che non sia così aggressivo, ma credetemi, come l'abbiamo conosciuto noi, abbiamo capito che il virus non guarda in faccia a nessuno, non conosce latitudini, non conosce genere, cioè lui va. E quindi noi, ovvio che poi, avendo un bagaglio di esperienza ormai di 2 mesi, quasi 2 mesi, fai delle scelte più calibrate rispetto a chi magari come noi un mese fa o un mese e mezzo fa non sarebbe stato in grado di farlo. No? Presidente, mi conferma, ancora mi hanno chiesto, i fioristi sempre chiusi, solo consegna a domicilio? No, l'ho appena detto prima, è aperto. Sono aperto, fioristi aperti? Sì, perché c'è il tema della merce deteriorabile, cioè non... Si può andare? Sì. No fioreria. Ah no, sono chiuse, non sono aperte. Quindi solo consegna a domicilio, giusto? I fioristi sì, i vivai che producono, sì, scusami, ho capito male io, scusami. Il Presidente mi chiedeva proprio se loro possono riaprire o no. Ah, il Presidente te lo chiedeva? Sì. Ah. Io direi che possiamo per oggi fare un domandino per gli assessori. Sì, ma ve li lascio io gli assessori. Sì. Una testa per quanto mi riguarda. Grazie mille, buon lavoro. Ricordatevi e ricordate i veneti che questa ordinanza viene firmata perché siamo preoccupati, non perché siamo felici dei dati. E la responsabilità, perché i 2 parametri ce li avete qui. Le terapie intensive e gli accessi e le persone, queste sono le persone ricoverate, queste sono le terapie intensive. Mi raccomando, è un atto di grande fiducia, ma di grandissima fiducia. Grazie e buona Pasquetta per chi la fa. Non fate barbecue con gli amici. Prima l'assessore Lanzarini, che si mette lì, ci fa la cortesia, poi l'assessore Bottaccini. Prego Filippo. Assessore, come stiamo andando nelle case? Allora, come abbiamo annunciato anche ieri, domani vi diamo i dati, nel senso che domani avremo i dati più o meno completati, io credo completati al 90, anche 95%, quindi con un campione insomma quasi totale, vi diamo i dati rispetto anche quindi dopo aver fatto lo screening, quindi il tampone, essendo presente in tutte le strutture, le percentuali di quanti positivi tra gli ospiti, quanti positivi tra gli operatori, sia a livello regionale, ma ve lo diamo anche a livello di singola azienda. Ecco, l'assessore Bottaccini, l'ospedale da campo del Qatar, come sta procedendo? Perché c'è anche una certa curiosità, insomma, di sapere come... L'ospedale da campo del Qatar non è ancora totalmente arrivato, sono arrivati 3 aerei a Villafranca, all'aeroporto di Villafranca. Per domani è previsto il 4º aereo, che non è ancora l'ultimo, perché ce ne sono almeno 5. Una parte del materiale è in deposito all'aeroporto di Villafranca e una parte, materassi e coperte, la parte più delicata è stata caricata su container dalla Protezione Civile del Veneto, è stata portata già nel nostro deposito della Protezione Civile. Ovviamente attendiamo gli altri 2 aerei e ripeto, uno è previsto per domani. Ma quindi pensate Schiavonia come base? Pensiamo Schiavonia al momento come base, però non è ancora stato montato perché ovviamente dobbiamo attendere che arrivi l'ospedale completo, quindi 5 aerei se non sono 6. Ecco, l'indicazione che era trapelata, cioè lo montiamo per vedere come si fa, vista la dimensione di questa struttura, mi pare ci sono 22 ingegneri arrivati da Qatar per montarlo, vediamo come si smonta, poi lo smontiamo e lo portiamo in magazzino per le emergenze, resta in piedi come... Sì, assolutamente sì, stiamo parlando di un ospedale da 5.200 metri quadri di superficie coperta, che può ospitare fino a 500 posti letto, dotato di tutte le possibilità top che possono essere offerte in termini di cura sanitaria, quindi non è un ospedale da campo con la tenda ad aria, è una cosa più complessa e ovviamente una volta che
è stato scelto il Veneto come destinatario di questo dono, di questo regalo che ci fa il Qatar. Il Veneto ha il compito, poi il dovere anche morale di tenerlo sempre a disposizione, sia, speriamo mai, per un'eventuale necessità per il Veneto, che anche fuori dal Veneto e fuori dall'Italia. Se non ci sono altre domande, lei Francesca. Allora, vi chiedono, è possibile capire la posizione della Regione relativamente all'attività di studi medici, ad esempio studi di fisioterapia, e le misure che devono... Scusa Francesca, non si è sentito bene, togli un attimo. Scusa. Mi chiedono se la Regione può chiarire la vostra posizione relativamente all'attività degli studi medici, ad esempio gli studi di fisioterapia, molti hanno bisogno magari di fare terapia, e mi dicono le misure che devono adottare per l'eventuale apertura. Ma noi abbiamo sempre detto che se c'è un problema legato alla salute pubblica, quindi il fisioterapista che deve andare a casa per fare la fisioterapia, eccetera, quindi questo è un motivo giustificato di salute pubblica, quindi di malattie, insomma. Ma i centri adesso comunque possono aprire per necessità di pazienti? Ma su questo non ci siamo, devo dire la verità, non c'è un pronunciamento, ma non ci siamo pronunciati prima, c'è neanche adesso, quindi non abbiamo toccato questo argomento, non è un argomento che è stato toccato. Però il fisioterapista che deve fare la fisioterapia perché uno si è operato l'anca, la deve fare, cioè è un motivo di salute. Quindi può andare in casa, ma il paziente può andare nel centro fisioterapico con mascherine, guanti, eccetera, eccetera? Ma su questo approfondiremo, allora, perché è la prima volta che ci fanno questa richiesta, quindi finora non c'era stata fatta questa richiesta, quindi approfondiremo, eventualmente domani vi sappiamo dare con più certezza, insomma, perché finora non c'era stata posta quella a domicilio, sì, però finora rispetto agli studi appunto, e quindi l'apertura, perché poi anche lì ci può essere l'apertura, ma devono essere solo casi certificati, non è che, perché se uno può anche aspettare per farsi la fisioterapia, dovrebbe aspettare, quindi l'apertura deve essere per appuntamento, eventualmente casi certificati, necessità proprio perché legate a un intervento chirurgico o comunque insomma qualcosa, però l'approfondiamo eventualmente, poi vi diciamo con certezza. Cioè Francesca, tutte le attività devono essere indifferibili. Certo, chiaro. Sì, sì. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora, queste le parole di oggi del governatore Zaia e degli assessori Lanzarini e Bottacin, nello specifico alle domande dei colleghi. Allora, avete sentito quali sono le novità della ordinanza che appunto entra in vigore dalla mezzanotte di oggi, appunto, che viene firmata, è stata già firmata. Ne parliamo fra pochissimo, lo facciamo un po' il sunto di quanto detto anche con Ilaria Marchiori. Ha parlato di un lockdown soft proprio per evitare le polemiche e il dibattito dei giorni scorsi, quando disse il lockdown è già finito, per cui per evitare anche l'effetto liberi tutti nel pensiero della gente, molto pericoloso. Su questo la preoccupazione di Zaia da 0 a 10, è stato chiesto da un collega, ha detto è 8, quindi la preoccupazione che si molli la presa in questa settimana, in questi giorni, è alta, e quindi ha ricordato che l'emergenza non è assolutamente finita, e quei numeri che parlano del numero dei ricoveri, il numero delle persone in terapia intensiva più quelli in area non critica sono i due baluardi ai quali fare riferimento, e se devono scendere, dice Zaia, devono scendere. Se non scendono o peggio ancora si alzano, si tornerà a situazioni ancora più pesanti. Tutto questo però nell'alveo del decreto del governo. Ovviamente ha tenuto a ribadire nuovamente che tutte le misure che vengono prese in questa ordinanza rientrano nella cornice ovviamente del DPCM del governo. Ne parleremo fra poco. Prima però un'importante notizia dal punto di vista scientifico, perché inizieranno a fine aprile in Inghilterra i test accelerati sull'uomo su 550 volontari sani del vaccino messo a punto dall'azienda Advent IRBM di Pomezia insieme con lo Jenner Institute della Oxford University. Ha annunciato proprio l'amministratore di IRBM Piero Di Lorenzo. Si prevede di rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario
e forze dell'ordine in modalità di uso compassionevole. Quindi se questi test daranno buoni risultati a fine aprile, potrebbe esserci appunto già un utilizzo di questo vaccino a settembre, ovviamente soprattutto per le categorie a rischio. Ancora a fine aprile, rende noto Di Lorenzo, in virtù dei dati acquisiti nelle ultime settimane, il primo lotto del vaccino messo a punto dalla partnership Advent IRBM con lo Jenner Institute partirà da Pomezia per l'Inghilterra, dove inizieranno i test accelerati su 550 volontari sani. Inoltre si prevede di rendere utilizzabile il vaccino già a settembre, appunto per vaccinare il personale sanitario e le forze dell'ordine. Di Lorenzo annuncia che ormai in fase finale la trattativa per un finanziamento di rilevante entità con un pool di investitori internazionali e vari governi interessati a velocizzare ulteriormente lo sviluppo e la produzione industriale del vaccino. Si è deciso di passare direttamente alla fase di sperimentazione clinica sull'uomo in Inghilterra, ritenendo da parte della IRBM e della Oxford University sufficientemente testata la sua non tossicità e l'efficacia del vaccino sulla base dei risultati di laboratorio che sono stati particolarmente efficaci. Questo è l'annuncio del primi test del vaccino sull'uomo, primi test del vaccino anti-coronavirus. Nel frattempo, lo ripeto, Zaia ha continuato a ribadire la guardia non si deve abbassare, sono stati bravi i veneti in questo weekend, lo sono stati per la verità, dice Repubblica, un po' tutti gli italiani, sono rimasti a casa, dice Repubblica, su 795.000 controlli, sanzioni solo per il 5%. Allora abbiamo sentito le misure dell'ordinanza di Zaia che di fatto ha tolto ad esempio il limite dei 200 metri per l'attività motoria, atto di fiducia, ha detto, atto di fiducia perché non sarai certo i 201-202 metri insomma, che daranno il problema, ma al tempo stesso di fatto rende obbligatorio per chiunque esce di usare la mascherina, dovrà essere usata sempre nel momento in cui si esce di casa per andare a fare la spesa, per motivi di lavoro o per motivi sanitari. Ovviamente vengono confermate, restano confermati i motivi per cui uscire, non è che si può uscire da domani, restano confermati le motivazioni sanitarie, il lavoro e le attività inderogabili, appunto quello di fare la spesa, ma bisognerà avere la mascherina sul volto e chiaramente il consiglio è quello di avere tutti i guanti. Chi non ha i guanti, perché il guanto resta ancora un tema di approvvigionamento non facile, comunque il gel per igienizzarsi le mani. Quindi questo ad esempio è una novità, questo di fatto obbligo, come ad esempio non si potrà uscire di casa e sarà reato se si avrà una temperatura superiore ai 37,5 gradi centigradi, sarà considerato reato e questa misurazione della temperatura dovrà essere effettuata nelle aziende che apriranno. Bisognerà assolutamente ovviamente mantenere tutte le distanze di sicurezza, deve essere garantito il distanziamento, le condizioni di sicurezza e ovviamente le mascherine, i 2 metri, l'utilizzo dei dispositivi, ma anche la necessità di misurare la temperatura corporea dei lavoratori. Questo è uno ad esempio delle novità che vengono inserite nell'ordinanza. C'è la conferma ad esempio della chiusura dei supermercati le domeniche e nei giorni festivi, quindi anche 25 aprile e primo maggio. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Io sto cercando di collegarmi con il sottosegretario Pierpaolo Baretta, sottosegretario al Ministero dell'Economia, ha parlato anche del turismo, quindi cerchiamo anche di capire se ci sono novità da quel punto di vista. Vediamo se riusciamo a collegarci con lui in questo momento. Vediamo un attimo. Ecco, stavamo dicendo intanto, è tornato, no, non ancora, fra qualche minuto. Allora, vediamo se abbiamo Ilaria Marchiori, così facciamo il riassunto definitivo. Ilaria Marchiori, se c'è, non ancora. Allora, vi faccio vedere un altro video, a proposito di controlli.
l'emergenza non è finita, lo ha detto, i veneti sono stati bravi, un meno 50% di spostamenti in questo periodo con il tracciamento che è stato registrato. La conferma tra i punti dell'ordinanza, la conferma dei mercati che restano aperti, però solo se contingentati, lo ricorderete era la disposizione della precedente ordinanza, e chiaramente con la decisione del governo di aprire anche quelle attività, quei negozi che vendono abbigliamento per bambini, anche nei mercati ci sarà evidentemente, eccolo qua, mi sta chiamando, ci sarà evidentemente anche la possibilità di vendere in questi mercati anche abbigliamento per bambini, ma tutto deve essere sempre contingentato. Eccolo qui, lo vedo subito, allora ci colleghiamo un attimo, sposto, eccolo qui, lo vedo subito, faccio un'ultima cosa, eccolo qua. Allora, buongiorno e buon lunedì di Pasquetta a Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia e alle finanze. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti voi. Allora, Zai ha appena così spiegato a grandi linee dell'ordinanza, insomma, che mette alcuni punti all'ordine del giorno. Sostanzialmente si rende obbligatorio di fatto per uscire l'uso delle mascherine, è stato tolto il limite dei 200 metri, insomma un atto di fiducia, ma il concetto è che sostanzialmente si va verso quella fase 2, anche nell'alveo ovviamente del DPCM del governo, e quindi è fondamentale l'utilizzo dei dispositivi come obbligatorio. Sì, la conferenza stampa del governatore ha illustrato di fatto i provvedimenti governativi con nel dettaglio, e quindi consentendo a tutti i cittadini di conoscere meglio come muoversi. Le due variazioni sono una che riguardava un provvedimento che era stato preso dalla Regione, non dal Governo, cioè la limitazione dei 200 metri. Infatti Zai ha precisato che il decreto del Governo dice nella prossimità di casa, erano stati definiti i 200 metri, il Governatore fa questo atto di fiducia, come lui stesso ha detto, cioè consente ai cittadini di muoversi con più agibilità uno alla volta. La seconda cosa, che è più restrittiva rispetto alle norme governative, è quella dell'obbligo all'utilizzo delle mascherine in qualsiasi situazione e in qualsiasi movimento si faccia, che però corrisponde a una preoccupazione generale che Zai ha confermato, cioè quella che sì, non siamo ancora fuori da una situazione di emergenza e quindi è opportuno muoversi con prudenza. Direi che in qualche modo è come se anticipasse una metodologia che probabilmente sarà seguita dappertutto, cioè quella che quando inizieremo a muoverci, la cosiddetta fase 2, avremo bisogno comunque di farlo con grande attenzione e che non pensiamo che improvvisamente saremo, come dire, tornati alla situazione precedente. Senta, ha confermato ad esempio la chiusura dei supermercati la domenica e festivi. Lei su questo diciamo, non era molto d'accordo già durante la prima ordinanza, adesso la pensa sempre così? Io penso che il rischio è quello che la chiusura domenicale possa contribuire all'effetto opposto per il quale è nata, però non è motivo in questo momento di nessuna polemica. Prendiamo atto delle disposizioni, anzi, come giustamente devono fare le regioni rispetto ai dispositivi nazionali, così tutti noi dobbiamo fare rispetto a quelle regionali quando sono più restrittive, rispettarle e basta. Senta, come procede, lei che ha il polso della situazione, il lavoro della task force affidata a Vittorio Colao? Sì, è stata istituita pochi giorni fa, quindi ha iniziato a lavorare da poco e lavora in queste condizioni in cui lavoriamo tutti per il momento, quindi non con incontri fisici ma con i contatti, diciamo, attraverso i mezzi telematici. E credo che il primo problema che stanno affrontando è esattamente il rapporto che c'è tra le questioni sanitarie e l'impatto economico. Sappiamo tutti che abbiamo una forte spinta ad una ripresa, ad un'apertura il massimo possibile, ma sappiamo che dobbiamo conciliarla con le preoccupazioni che non dobbiamo avere assolutamente neanche lontanamente il rischio di ricadute. La seconda questione è quella di stabilire un ordine di priorità, perché quando saremo arrivati al momento in cui
possiamo ricominciare a muoverci. Certamente anche dal punto di vista economico, come sta avvenendo già, c'è un ordine di priorità progressivo che migliora di giorno in giorno. Lo stesso Presidente del Consiglio ha detto non escluso che prima di maggio qualche ulteriore apertura ci possa essere. Bisogna farlo con grande prudenza e con una corresponsabilizzazione collettiva. Senta, ci può ricordare quando è previsto il nuovo decreto per le imprese e cosa potrebbe contenere in più? Ma avendo già sospeso i pagamenti del 16 di aprile, avendolo fatto col provvedimento liquidità, cioè tutti i pagamenti relativi a IVA e a ritenute previsti per il 16 di aprile non avranno luogo, abbiamo quindi qualche giorno in più per definire meglio le questioni, soprattutto in ordine all'allargamento della cassa integrazione, in ordine all'aumento dell'indennità per gli autonomi e le partite IVA a 800 euro e soprattutto il reddito di emergenza, cioè quella fascia di persone che si trovano senza reddito e senza ammortizzatori sufficienti. E c'è stato un precedente con i 400 milioni che abbiamo dato ai comuni. Si tratta di definire meglio questo intervento. Io penso che in una decina di giorni faremo il decreto. Con uno stanziamento di quanto più o meno? Il decreto sarà composto di 2 stanziamenti, uno relativo alla copertura delle garanzie del decreto liquidità, che per arrivare, come dire, a coprire i 400 miliardi di erogazione possibile, e poi la dotazione di cosiddetto denaro fresco, che sarà in ordine almeno ai 25-30 miliardi che si aggiungono ai 25 del decreto precedente, quindi solo di denaro fresco, senza parlare di garanzie. Nel giro di un mese vengono stanziati circa 60 miliardi di interventi diretti all'economia. Ci ha parlato qualche giorno fa del piano straordinario per il turismo, ne ha parlato anche oggi di turismo ovviamente Zaia, perché le domande poi vertono anche molto su quello, sul fatto che fare di questa stagione. C'è chi è più ottimista, c'è chi dice ormai è persa. In questo piano per il turismo c'è qualcosa in particolare che secondo lei è l'arma fondamentale per far ripartire il turismo? Sì, il messaggio è sicuramente una stagione molto difficile e molto compromessa, ma non diamola per persa del tutto, cioè non attestiamoci sull'idea ci vediamo alla Pasqua del prossimo anno. Dobbiamo fare in modo che anche quest'estate ci sia quel poco che si può fare, ma sia anche di risposta. Allora bisogna agire in 2 piani: uno, gli ammortizzatori, cioè aiutare le industrie del turismo a transitare questa situazione che sarà prolungata del tempo, ma dall'altro fare in modo che quest'estate, per quanto è possibile, noi ci auguriamo che sia un'estate di lavoro soprattutto, ma ci siano condizioni che agevolino coloro che hanno bisogno, soprattutto chi ha i bambini eccetera, di fare un minimo di vacanza, di turismo interno all'Italia, quindi italiani in Italia, e anche sostegni economici che stiamo definendo quale formula, assieme al Ministero competente, quale formula migliore da adottare. Peraltro ci diceva l'assessore regionale Caner proprio qualche giorno fa che questa settimana è previsto un incontro, sempre ovviamente virtuale, proprio con il ministro Franceschini, con gli assessori regionali delle varie regioni. Sì. Sì. No, tra l'altro per il Veneto, come sappiamo, è fondamentale. Il Veneto è la prima regione turistica d'Italia, quindi noi dobbiamo, nel sostegno ad un piano generale, dobbiamo avere un occhio particolare alla nostra regione. Certamente. Senta, restiamo in tema turismo. Come la vede in questi giorni la sua Venezia? Questo fatto che è vuota dai turisti mi fa riflettere su una questione molto precisa, che Venezia senza turismo muore, e quindi noi adesso abbiamo il problema contrario di quello che avevamo solo qualche mese fa, quando dovevamo, come dire, preoccuparci che l'eccesso di turismo la soffocasse, quindi morisse da troppo turismo. Adesso abbiamo il problema contrario. Mi chiedo e vedo che dovremmo trovare un nuovo equilibrio rispetto a una situazione del passato
che non è riproponibile, non lo sarà neanche di fatto, ma non lo sarebbe comunque, ma anche una situazione di totale assenza. Dall'altro però l'assenza dei turisti dimostra anche quanti pochi veneziani vivono a Venezia, e quindi abbiamo anche un problema di restituire la città ai veneziani, di ripopolarla in qualche modo, cioè ritornare a farla una città viva e una città, diciamo, di persone che la abitano. Anche il tema delle grandi navi andrà sicuramente visto e pensato con un'ottica diversa forse dopo il coronavirus. Anche in questo caso cambia tutto, cambia sia la necessità di non perdere quell'attività, ma sia anche sicuramente il fatto che per un periodo di tempo non breve avremo un flusso molto inferiore, se non addirittura sostanzialmente abbattuto. Ad esempio finché le frontiere sono chiuse, tutto il turismo, tutto anche i clienti delle grandi navi, che di solito per la maggior parte sono clienti stranieri, non potranno affluire. Credo che sia un'occasione per riflettere anche seriamente su quale soluzione dare al traffico delle grandi navi, sapendo che intanto siamo tutti d'accordo che andavano tolte dal bacino di San Marco, ma forse anche bisogna ragionare a questo punto in una prospettiva più coraggiosa, che tenga in equilibrio l'esigenza della laguna, il suo equilibrio delicatissimo, e in qualche modo anche come manteniamo la possibilità di avere questo business. Ma attenzione, la novità di questa situazione è che ci dimostra che il nuovo equilibrio deve molto tener conto della sostenibilità ambientale, anche nei modelli di vita che avremo dopo il coronavirus. Grazie allora, grazie al sottosegretario Baretta, grazie a voi. E buon lavoro anche per i prossimi giorni e le prossime ore. Non so se abbiamo Ilaria Marchiori da Marghera per farci un po' sul punto della situazione dopo il punto stampa del governatore Zaia. Eccola, la vedo insieme a Sandro Ponchio. Ilaria, allora ho già accennato un po' a quali sono i passaggi chiave, ne abbiamo parlato anche con il sottosegretario Baretta, ma insomma facciamo un po' il sunto con te. Sì, eccoci qui, buongiorno a tutti. Si è conclusa da pochissimo la conferenza stampa del governatore. Stavamo aspettando questa giornata, questo momento, perché sappiamo che a mezzanotte scade la precedente ordinanza ed entrerà in vigore quella nuova che lui ci ha presentato. Innanzitutto, prima di elencarmi insomma i punti principali, è fondamentale dire, proprio riportando le parole del governatore, che questa ordinanza non significa emergenza finita, anzi la preoccupazione del governatore che si possa tornare indietro, soprattutto per atti di irresponsabilità da parte di molti cittadini, da 1 a 10 lui l'ha messa in una scala con il numero 8. Dunque la preoccupazione che si possa tornare indietro c'è, qualora non si continuassero ad adottare tutte le misure. Innanzitutto un grande complimento ai veneti, è rivolto il governatore per come si sono comportati finora, ma soprattutto nella giornata di ieri e finora anche per quanto riguarda quella di oggi, perché hanno dimostrato di essere responsabili con le strade vuote, con le sanzioni che insomma ci sono state, ma non sono state certo rilevanti, insomma sono state poche, dei pochi irresponsabili, ma se stiamo a guardare una scala di una popolazione, i risultati ci sono stati, e questa è una grande dimostrazione di responsabilità che deve assolutamente continuare, perché il governatore ha detto l'emergenza non è assolutamente finita e questa ordinanza non è certo indicativa dell'emergenza. Infatti molti punti sono stati comunque riconfermati. Una notizia importante che interesserà moltissimi cittadini è quella che riguarda il limite di spostamento e di attività sportiva, la camminata, la corsa nei 200 metri. Questa è stata tolta. Ora naturalmente non significa che si può girare entro i 10 chilometri, ha detto questo sta al buon senso, è un atto di fiducia che lui sta dando a tutti i veneti, ai cittadini, proprio per vedere se saranno responsabili a tal punto. Va bene uscire dai 200 metri, ma insomma sta al buon senso, non ha dato un limite massimo che può essere di 4-5 chilometri, ma comunque insomma bisogna cercare di capire di poter restare in
intorno a quello che è il perimetro della propria abitazione, andando oltre possibilmente questi 200 metri, ma insomma cercando di capire di non superare ulteriormente il limite. Ancora ho sentito che ne parlavi proprio poco fa insieme al sottosegretario Baretta, candidato sindaco a Venezia dei supermercati. Sì, rimane la stessa ordinanza, ovvero chiusi nei giorni festivi, stiamo parlando del 25 aprile e 1 maggio, e la domenica con tutte le disposizioni del caso, ovvero sempre con guanti e mascherina, e con la mascherina che non va tolta all'interno poi dell'esercizio commerciale. Sembra superfluo dirlo e ribadirlo, eppure è necessario, perché ancora ci sono degli episodi di persone che per esempio all'interno degli esercizi commerciali levano la mascherina credendo che una volta dentro non serva, invece è proprio in quel momento che serve particolarmente. È stata confermata l'attività dei mercati, questa volta non solo per quanto riguarda gli alimentari come invece era prima, insomma adesso si può anche possono esserci anche quelli che sono i banchi del pesce eccetera, ma anche l'abbigliamento per i bimbi. Sappiamo insomma la fascia quella fondamentale da 0 a 6 anni in cui crescono molto velocemente, tutto sempre con le stesse disposizioni, quindi controlli, varchi all'ingresso e all'uscita, però con la possibilità per i banchi, anche per altri banchi che prima invece non era stato reso possibile. E invece per quanto riguarda la vendita di piantine, quella ancora no. Ci si deve assolutamente spostare in tutta sicurezza, dunque gli oggetti che dovranno diventare fondamentali da avere sempre con noi sono le mascherine, i guanti e i gel disinfettanti. Dunque anche queste dovranno diventare un piccolo kit da portare sempre con noi fino a che non si potrà definire questa emergenza finita, e ci vorrà ancora parecchio tempo. Le uscite di casa devono rimanere sempre solo individuali, quindi nessun tipo di aggregazione, così non dovrà essere assolutamente nei giorni del 25 aprile e del 1 maggio, non si dovranno organizzare barbecue, picnic eccetera se non nelle proprie abitazioni e con chi risiede in quelle abitazioni, quindi nuclei familiari ristretti. Ovvio che se in una famiglia vivono 4 persone possono tranquillamente fare la loro grigliata, ma senza creare ulteriori aggregazioni. Dicevamo uscite individuali, e se ci sono dei minori possono venire e possono uscire con l'adulto, se ovviamente nessuno può rimanere con loro, ma se si tratta di 2 genitori, uno esce a fare la spesa, l'altro rimane in casa col bambino, col figlio minore. Ancora ancora per quanto riguarda i distributori automatici, sempre nelle aziende possono esserci nelle aziende, ma quelli insomma esterni non sono un motivo indifferibile, potrebbero creare aggregazioni, quindi tutti con le dovute precauzioni sempre. E poi c'è tutta la partita che riguarda le imprese. Allora il governatore ha ribadito ancora una volta l'essenzialità di tutti i presidi necessari, dunque i guanti, le mascherine e soprattutto la distanza di sicurezza. Ha parlato di 2 metri, questo è fondamentale. Ha voluto far vedere proprio un video di come e quanto le particelle restano nell'aria, e soprattutto di come si possono passare. Dunque è fondamentale la mascherina, o comunque se in quel momento non si dovesse indossare la mascherina, starnutire all'interno del gomito, e poi anche quando si parla mantenere questa distanza di 2 metri, perché poi le particelle restano nell'aria almeno per 20 minuti, anche solo parlando, quindi non necessariamente starnutendo. Quindi distanza, guanti e mascherine anche per poter ritornare nei luoghi di lavoro. Ha fatto presente che i controlli dello Spisal continuano anche proprio a partire da domani in tutte le aziende, proprio perché è necessario e fondamentale, soprattutto in questo momento, vedere se tutti stanno rispettando le regole, perché per ripartire è fondamentale farlo in tutta sicurezza. E ancora per quanto riguarda invece gli uffici assicurativi o comunque gli studi legali eccetera, fondamentale
incontrarsi per appuntamento, in modo che non si creino aggregazioni nelle sale d'attesa, che non ci siano incontri tra persone, ma che comunque possano riaprire questo tipo di attività in qualche modo e piano piano si riesca a ripartire, però con l'appuntamento, con la prenotazione è molto più facile non aggregarsi e non incontrarsi, e in questo modo l'attività può andare avanti. Un'altra cosa importantissima che riguarda le aziende: controllare sempre la temperatura appena il dipendente arriva, e se è superiore a 37,5 rimandarlo a casa, e poi di lì nuovamente riparte l'iter, si deve chiamare il medico ed è lì tutte le procedure che già conosciamo, che già sappiamo. E per quanto riguarda invece la vendita al dettaglio, per i bambini e le cartolerie solo nei negozi esclusivamente dedicati, e quindi non nei punti vendita diciamo più grandi, quindi centri commerciali eccetera, e solamente per 2 giorni alla settimana, esclusa la domenica. Dunque piccoli segnali, piccole riaperture, tutto sta avvenendo gradualmente. L'ha definito un lockdown a metà, questo proprio come l'ha definito lockdown il governatore, per poter dare la possibilità. Sì? Il lockdown soft l'ha chiamato anche. Sì, esattamente, proprio così. È importantissimo per quanto riguarda il trasporto pubblico, non cambia assolutamente niente, resta in vigore l'ordinanza di una settimana fa, in cui autisti e anche passeggeri tutti obbligati all'utilizzo di guanti e mascherine. Dunque in sintesi sono questi i punti che ha toccato il governatore. Naturalmente si è parlato ancora della partita del turismo, che è insomma una delle prime fonti di guadagno per quanto riguarda la nostra regione, con un fatturato di 18 miliardi, ha detto. Dunque si cercherà di fare tutto il possibile per farla ripartire al meglio, naturalmente sempre prendendo in considerazione tutte le misure. Tra le possibilità di poter tornare a lavorare, oltre la manutenzione delle aree verdi, questa interesserà moltissimo gli operatori delle spiagge, perché c'è anche questa possibilità, ovvero occuparsi degli stabilimenti balneari delle spiagge, perché questa è una delle domande che ci è stata rivolta proprio nei giorni scorsi anche in redazione dai tanti operatori. Dicevano sì, dicono che ripartiamo, però non ci permettono di effettuare le manutenzioni nelle spiagge. Invece adesso questo è stato reso possibile, e dunque potranno iniziare ad occuparsi anche delle spiagge, sperando che piano piano si riesca a ritornare a una normalità, anche se insomma non daranno i numeri delle stagioni precedenti o quelli che ci si aspettava, però comunque piano piano si potrà pensare di ripopolare in qualche modo anche le nostre spiagge. Infatti ha detto, no, speriamo di poter parlare di una stagione che non viene buttata via, altrimenti è il disastro. Una cosa e poi chiudiamo, una cosa particolare, non so, mi è sfuggito se l'hai già detto, nel caso ti chiedo perdono. Questa cosa particolare evidentemente è nata da un'esigenza di persone, e cioè la possibilità per il genitore di assistere, di muoversi con la macchina, con la motivazione di assistere al parto del figlio, cioè alla nascita del figlio. Sì, esattamente, no, perdonami, questo non l'avevo detto, esattamente, mentre nel decreto governativo questa possibilità non c'è, il governatore l'ha ribadita, lui invece ora ha deciso di renderlo possibile. Nel DPCM non è definito un motivo essenziale, mentre insomma per il governatore adesso invece diventa non essenziale, però dà la possibilità all'altro genitore di poter assistere proprio alla nascita di suo figlio, perché è ovvio che magari non è una delle prime cose a cui si è pensato in questo periodo, però invece i numeri dei bambini che sono nati e che vediamo ogni giorno non hanno avuto l'altro genitore o comunque qualcuno accanto alla mamma, e questa invece è una possibilità che da oggi c'è ed è importante sia per la mamma che per l'altro genitore.
Ultima cosa e poi chiudiamo, tutto questo perché poi l'ha ribadito Zaia ed è bene ribadirlo, tutte queste ordinanze restano come dire, inserite nel concetto che si può uscire soltanto per motivi di lavoro, per motivi sanitari e per esigenze indifferibili, cioè fare la spesa e nessun altro motivo, non ci sono altre motivazioni, è così. Assolutamente no, da mezzanotte al 3 maggio rimane comunque questa la disposizione. Ci sono queste piccole riaperture, insomma questa gradualità, ma restano comunque ferme tutte le disposizioni che riguardano i motivi di necessità. Dunque anche il fatto che lui abbia tolto il perimetro dei 200 metri per poter uscire di casa, ha detto, non significa che si può prendere e andare a fare un giro, significa solamente che gradualmente si sta cercando, ha detto, incrociando comunque anche le dita e sperando che tutti si comportino in maniera responsabile, di tornare alla normalità. Certo, anche perché quel limite dei 200 metri è tolto ovviamente per la cosiddetta attività motoria, perché non ci sia poi il problema dei 201, esatto, 202 metri e tutte le varie casistiche e contraddizioni che ci possono essere, però sempre nell'ambito di sgranchirsi le gambe in prossimità. Ecco, siamo tornati al concetto della prossimità senza un dato, una misura precisa, ma la misura precisa, l'ha detto Zaia, sta nel buon senso. È chiaro che se sto a 1 chilometro di casa non mi sto certo sgranchendo le gambe. Grazie allora, grazie a Ilaria Marchiori, grazie a Sandro Ponchio, grazie per averci anche oggi raccontato in diretta quello che ha detto Zaia. Noi andiamo invece in pubblicità e ci troviamo tra pochissimo di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta alla nostra edizione straordinaria. Apriamo una breve finestra di cronaca che non riguarda il coronavirus, ma solo per farvi vedere le immagini che hanno suscitato ovviamente molta paura e panico ieri sera a Conegliano, con le fiamme che hanno aggredito un appartamento con un terrazzo in centro, vicino all'hotel Città di Conegliano. È successo appunto nella domenica di Pasqua, ieri intorno alle 8 di sera. Vedete le fiamme che uscivano dal terrazzino, poteva essere davvero avere un bilancio tragico questo incendio. Fortunatamente non c'è nessun ferito, l'abitazione è tuttavia inagibile. I vigili del fuoco sono accorsi ieri sera con 3 mezzi, le lingue di fuoco ovviamente che uscivano dal terrazzo hanno spaventato molti residenti, e lo vedete, delle case vicine. I vigili del fuoco hanno operato con gli idranti dalle finestre vicine e appunto, come si vede nel video, sono riusciti ad avere ragione dell'incendio in centro città a Conegliano e a spegnere il rogo. Ovviamente i danni sono abbastanza ingenti, tanto che l'edificio, l'abitazione anzi, è inagibile. Questo è accaduto a Conegliano ieri sera. Volevo far vedere un altro video invece, torniamo adesso a parlare del coronavirus, dei controlli. Come abbiamo visto, come abbiamo sentito, ci sono stati fortunatamente poche multe, ce ne sono state, ma non così come ci si aspettava. Evidentemente è stato recepito il messaggio dei controlli che in tutto il Veneto sarebbero stati massicci. Vi faccio vedere le immagini. Abbiamo visto prima la copertina di Francesco Cerone della domenica di Pasqua a Treviso, in una domenica in una Treviso surreale. Vi faccio vedere anche le immagini, diciamo, meno poetiche ma altrettanto ficcanti, delle telecamere della polizia locale di Treviso, che appunto monitoravano la situazione nelle principali vie, ma non solo, del comune di Treviso. Vedete il monitor, i tanti schermi, quindi l'attività che è proseguita tutto il giorno e continua anche oggi per vedere in tutte le zone di Treviso se ci sono assembramenti, se ci sono persone che vanno in giro e magari non possono farlo, e quindi è un monitoraggio costante, quindi anche per oggi e anche per i prossimi giorni evidentemente, ma soprattutto per oggi. Poi ricordate il 25 aprile e il 1 maggio, nei giorni insomma festivi, sappiate che il monitoraggio è questo, è costante. Allora, torniamo a parlare di economia, anzi prima vi faccio vedere di nuovo il cartello con le donazioni alla Regione, perché è sempre importante
mostrare quello che è lo strumento principale per venire in aiuto di chi è in prima linea. Eccolo qui, combatti coronavirus con la solidarietà, quello è l'IBAN, il codice IBAN da registrare, la causale sostegno emergenza coronavirus, intestato a Regione del Veneto, e poi appunto c'è la lunga striscia, se volete ve la leggo anche per chi magari ha difficoltà a vederlo: IT 71V 02008 020 17 000 1058 89030. Questo è l'IBAN, l'IBAN del conto corrente per parlare, appunto per poter contribuire, insomma, ad aiutare gli ospedali, insomma, le ULS, che sono ovviamente le armi più importanti in questo momento per combattere l'emergenza coronavirus. L'avete visto e lo ha ribadito anche Zaia, i dati parlano di un rallentamento, continuano a parlare dati, diciamo, nel dramma positivi, nel dramma, perché il dramma ci parla di 10 morti in queste poche ore, e purtroppo il rischio è quello di assuefarsi alla situazione di un tot, di un numero di decessi ogni giorno. Purtroppo la situazione è questa, ma il dato da osservare è quello di persone dimesse che per l'ormai sesto o settimo giorno consecutivo superano il numero delle persone che vengono ricoverate, del numero delle terapie intensive che resta stabile, del numero dei contagi che appunto rallenta. Questi sono gli elementi fondamentali, ma se ricordate anche nell'intervista, nella lunga intervista che abbiamo mostrato prima del governatore Zaia, insomma, i dati di marzo, inizio marzo, le proiezioni erano terribili, e lo ricorderete il primo messaggio a inizio emergenza di Zaia: se non seguiremo le regole rischiamo 2 milioni di contagiati. Aver seguito le regole ha portato a una situazione come questa, che ci permette di parlare di un lockdown soft, ma, e lo ribadiamo, è necessario mantenere la guardia altissima, soprattutto in questo momento, perché se il dato dei ricoveri e delle terapie intensive non scenderà, o peggio si alzerà, la regione è stata chiara, Zaia è stato chiaro, bisognerà tornare, questo ovviamente non solo in Veneto ma in tutta Italia, a misure nuovamente molto molto pesanti, forse ancora più pesanti di prima. Quindi è fondamentale tenere sempre la barra dritta, come si suol dire, su questo. Resta il tema economico. Come sta affrontando la crisi un settore davvero particolare dell'economia veneta e soprattutto trevigiana, cioè il prosecco? Sentiamo. Anche se è vero che un viticoltore non può chiudere la serranda domani e dire riapriamo tra 2 mesi, perché come vedete qui ci sono le vigne, queste devono essere lavorate e devono essere lavorate al meglio, ma allo stesso tempo l'agricoltore è abituato a combattere con quelle che sono le insidie della natura. Dalle grandinate alla siccità, l'agricoltore conosce la crisi sempre più spesso scatenata dalla forza della natura, e così ogni difficoltà nel tempo è diventata un'occasione per imparare a superarla. Oggi il vino di qualità sta pagando questa crisi, quella della pandemia, con ristoranti ed enoteche chiusi, vendite annullate a livello mondiale. Probabilmente oggi ci sono le aziende che hanno la necessità di arrivare direttamente in casa, perché ripeto, comunque i vini di qualità per la più grande maggioranza venivano venduti nelle enoteche e quindi anche nei ristoranti di qualità. È difficile che, anche se è vero che ci sono dei corner dedicati, che nella grande distribuzione ci sia del vino e che questo venga acquistato in maniera prorompente. Un momento allora per ripensare anche al ruolo dei consorzi del Prosecco, ipotizzando che si possano attivare strumenti nuovi per sostenere soprattutto le piccole aziende del vino che da sole non ce la farebbero, magari anche con la vendita online. Penso sia fondamentale quello di ripensare al ruolo dei consorzi, non solo come arma di tutela e di difesa, ma come arma di promozione veramente molto molto importante. Dal Prosecco all'Amarone, il destino dei grandi vini veneti è nelle mani delle scelte strategiche che i produttori potranno fare non soltanto adesso nella contingenza, ma anche nel lungo periodo. E poi tanti appuntamenti che ovviamente in questo periodo l'emergenza coronavirus si stanno trasformando. Abbiamo visto le celebrazioni di Pasqua virtuali, tanti gli appuntamenti, ovviamente la cerimonia, poi il ricordo del 1° maggio e il 25 aprile. Ecco, sarà un 25 aprile virtuale. Vediamo.
Niente corteo, nessuna sfilata e comizio, ma il coronavirus non ferma la voglia di festeggiare i 75 anni dalla liberazione il prossimo 25 aprile a Treviso. Per ovviare alle misure restrittive dovute alla pandemia che costringe gli italiani, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani ha lanciato un appello perché il 25 aprile sia celebrato comunque in altre forme in tutta Italia. A Treviso era in programma un concerto a fiera in memoria del comandante partigiano Umberto Lorenzoni, evento che comunque si svolgerà via Facebook. In 12 ore si collegheranno 20 cantautori di tutta Italia di fama internazionale in concerto per Eros, una canzone per Umberto. Un'iniziativa che sarà su Facebook, che sta organizzando Alberto Cantone, il cantautore, a cui parteciperanno una ventina di cantautori italiani che si metteranno in collegamento, e noi ricorderemo in questa giornata il 25 aprile il sacrificio dei partigiani e ricorderemo anche il presidente storico dell'Ampi trevigiano Umberto Lorenzoni. La gente potrà partecipare da casa, ricordare Lorenzoni, ricordare i partigiani e ricordare a tutti noi che oggi l'impegno deve essere ancora molto forte, perché quello che sta accadendo ha anche origini che hanno delle responsabilità nell'uomo. Ad esempio la distruzione dell'ambiente è uno dei motivi che sta creando questo grave disagio che sta colpendo tutto il mondo. Pochi istanti di pubblicità ancora, poi di nuovo in diretta torneremo a parlare di turismo. Rieccoci in diretta all'ultima parte della nostra prima edizione straordinaria di oggi, ne seguiranno poi altre come sempre gli appuntamenti della programmazione, ve li dico alla fine. Torniamo a parlare del turismo perché è stato accennato dal governatore Zaia e ne abbiamo parlato anche con il sottosegretario Baretta poco fa, e lo facciamo con il presidente di Federalberghi Veneto Marco Michielli. Buongiorno. Buongiorno a lei e che ci ascolta. Beh, auguri di buona Pasqua per ieri e di buon lunedì di Pasquetta, ovviamente sempre al lavoro perché c'è da gestire una situazione non facile. Allora, il governatore Zaia oggi ha detto speriamo di poter aprire, di fare una stagione. Voi che avete il polso della situazione, perché all'inizio, qualche settimana fa, molti operatori erano drastici, dicevano stagione saltata, parliamo ovviamente del settore balneare che è quello più vicino, e quindi si pensa già al 2021. È ancora così? C'è qualche elemento di speranza? È purtroppo ancora così, cioè l'ottimismo della volontà mai come in questo caso si sta scontrando col pessimismo della ragione, perché già il riaprire gli alberghi per lavorare quanto 2 mesi forse con solo clientela italiana era un problema, rappresentava un problema gravissimo. Adesso si è unita perché fino a 20 giorni fa il pensiero era riapriamo nelle condizioni di sempre. In realtà adesso l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dettato delle regole per le riaperture degli alberghi, che se fossero recepite dal nostro governo ci costringerebbero a non aprire, ma veramente a non aprire, perché noi siamo abili a gestire strutture ricettive alberghiere, non è certo il nostro mestiere gestire delle unità Covid-19. Lei si immagini di arrivare alla concierge dell'albergo, trovarsi la receptionist con la mascherina, magari anche gli occhiali, i guanti, il cliente a 1 metro dal banco, i camerieri con mascherina e guanti. È una situazione che non rende piacevole una vacanza, ci induce a pensare a un livello di tensione all'interno dell'albergo micidiale per gli ospiti. Certo, quindi siccome poi anche dall'estero la situazione è diciamo in ritardo, chiamiamola così, rispetto alla situazione italiana, stanno affrontando adesso questa emergenza e tutto si rimbalza con mesi di ritardo anche in Italia. Si tenga presente che noi non consideriamo, ho fatto proprio settimana scorsa la mia giunta con i presidenti che rappresentano i settori, e l'unanime e concorde
idea è che per rivedere qualche straniero in Italia bisogna che parliamo di ottobre-novembre, a patto che non ritorni il Covid. Certo. Ecco. Questo stesso sentiment è stato espresso, abbiamo fatto anche una giunta nazionale a livello nazionale da parte di tutti i miei colleghi presidenti, quindi è un qualcosa che pervade tutto lo stivale. L'idea che gli stranieri sicuramente non vengano giù, d'altra parte lei conosce la mentalità dei tedeschi e degli austriaci, quando il primo ministro austriaco e la Van der Meide, che tutto sommato è l'ex ministro della difesa tedesco, personaggio di spicco e di rilievo, dicono attenzione non prenotate a luglio-agosto, l'una, l'altro dice quest'anno le vacanze fatele in Austria, voi capite che no way, non c'è via alternativa. Stranieri zero, solo italiani. In quelle condizioni là però, cioè con quelle restrizioni, certo. Ma sarà così per forza? Sarà necessario così? Non lo so se sarà necessario, l'OMS ha diramato queste indicazioni. Immagino che toccherà al governo poi stabilire se si dovrà fare così. Noi ci stiamo attrezzando come Federalberghi Nazionale con un consulente di spicco per fare una nostra proposta, però il tema ineludibile è questo. Il livello di responsabilità che ha il gestore della struttura in ordine a qualunque forma di, come si dice, di misure che debbano essere prese. Spiego meglio, io non posso stare H24 col fucile dietro la schiena per verificare che il mio cameriere non si tolga la mascherina un momento, si tolga i guanti, eccetera. Se mi succede un caso di Covid all'interno dell'albergo, io sono responsabile civilmente e penalmente di questa cosa. Non posso correre col fucile dietro i dipendenti, ma altrettanto non posso correre col fucile dietro ai clienti, se due clienti si mettono a chiacchierare vicini, se i bambini correnti, cioè lei capisce, è una situazione di ingestibilità assoluta delle strutture, con un rischio personale in capo all'albergatore che sinceramente per una stagione di questo tipo poi soprattutto non vale la pena di essere presa, insomma. Ecco, ma tutte queste criticità, tutte queste cose le avete date, le avete fornite alla Regione? Cosa dicono? La Regione sa tutte queste cose ovviamente, e dopo capiamoci, c'è, come dicevo prima, l'ottimismo della volontà, per cui ci sono messaggi che cercano di essere rassicuranti da parte del Presidente, ma vorrei dire anche da parte mia, perché io che sono stato il primo forse a dire attenzione signori che io molto probabilmente non aprirò e molto probabilmente molti non riapriranno, attaccato da tutte le parti perché ho detto sta cosa, perché bisogna essere ottimisti. In questo momento invece mi sto trovando anche con i colleghi dell'Emilia Romagna che stanno arrivando alla stessa posizione. Qui o i caveat sulla gestione alberghiera, sulle misure dell'OMS vengono drasticamente abbassati e soprattutto verrà tolta la responsabilità al gestore della struttura, o altrimenti sinceramente ma chi me lo fa fare di aprire? Certo, è troppa responsabilità e troppa difficile, è impossibile la gestione del controllo. La proposta e la delibera della Giunta di utilizzare gli alberghi come strutture, diciamo, di passaggio di ritorno dagli ospedali per i guariti, per le persone in via di guarigione. Quanti hanno aderito? Quanti potrebbero aderire? Allora, argomento delicato. Lei sa che sono stato sostanzialmente io il promotore di questa cosa perché avevo visto che si realizzava in altre regioni, segnatamente Toscana, Lombardia, Lazio e Piemonte, i primi, e avevamo proposto una bozza alla regione alla quale parecchi albergatori avrebbero aderito. Ora la delibera purtroppo è uscita sostanzialmente stravolta. Il punto chiave è questo: nelle altre regioni cosa hanno fatto? Hanno preso vuoto per pieno sostanzialmente in affitto sostanziale la struttura, fuori dalle scatole tutto il dipendente alberghiero, giustamente perché non è attrezzato per servire gente potenzialmente infetta, e personale delle ASL a fare le pulizie, a rassettare, a dar da mangiare, eccetera. La Regione Veneto ha invece emanato una delibera che dice: mi dai l'albergo con tutto il tuo servizio. Io avevo un pacco di alberghi che erano disponibili, mi hanno subito scritto che i dipendenti miei si rifiutano, i miei dipendenti non ci stanno, e quindi questa cosa purtroppo pare che peraltro sia stata superata dagli eventi, per cui non sia più così necessario e indispensabile come sembrava 20 giorni fa.
Quindi vedremo allora di capire poi con l'assessore Caner, che magari potrebbe essere, questo potrebbe essere però una buona notizia, tra virgolette, se non è più necessario. Sì, incidentalmente è una buona notizia, perché significa noi avremo svolto la funzione di aiutare a svuotare gli ospedali da tutti quei casi non di emergenza, non gravi, eccetera, quelli dovevano fare la quarantena. Però, ripeto, comunque è gente potenzialmente infetta, per cui ci vuole personale specializzato per poterli servire. Senta, siamo quasi in chiusura, le chiedo, il presente è questo, il futuro è quello di avere ovviamente in mano un'arma per ripartire, e può venire soltanto dal governo evidentemente. Quello che è successo, quello che è arrivato fino adesso, quello che è stato predisposto fino adesso e quello che è stato promesso per le prossime settimane, come lo giudicate? Molto male, perché sostanzialmente il governo se ne è lavato le mani, allora, con la premessa che siamo il paese più indebitato d'Europa, per cui io comprendo, non c'è cassa per poter dare i contributi che sono stati dati ai nostri colleghi tedeschi e ai nostri colleghi francesi. Questo per carità. Però sostanzialmente il governo ha sbandierato un bazooka da 400 miliardi che sostanzialmente si estrinseca in indebitati. Ti do le garanzie, per carità, ma tu intanto ti indebiti. I debiti a casa mia si contraggono per essere pagati nel giro di 6 anni, e conseguentemente le aziende le aziende, dividendole con la mannaia 50-50, metà hanno capacità di indebitarsi con le banche, per cui grazie al governo non mi serve. L'altra metà, che è in difficoltà seria, con l'avallo del governo si indebita ulteriormente, con uno scenario abbastanza preoccupante, visto quello a cui andremo avanti. Quindi sostanzialmente il governo se ne è lavato le mani dicendo: ti do la garanzia, tu indebitati, arrangiati. Questo chiaramente non è... Abbiamo chiesto misure per l'IMU, abbiamo chiesto misure per la TAR sulla Tari, eccetera, eccetera. Ci hanno risposto picche su tutta la linea. Lei consideri che per la maggior parte degli alberghi l'IMU da sola può arrivare a rappresentare il 5% del fatturato. Personalmente pago 50.000 euro di IMU l'anno con un albergo non grandissimo, e quei 50.000 euro in questo momento mi farebbero molto comodo, per ovvi motivi. Immagino, staremo a vedere allora cosa accadrà, perché poi comunque il governo dice nel prossimo decreto ci saranno tutte le misure, ci sarà un incontro tra gli assessori regionali a giorni con il ministro Franceschini, vedremo, allora la vedo perplesso, ma vedremo cosa accadrà. Non sugli assessori. No, col governo immagino. Adesso allora la ringrazio perché siamo in chiusura, grazie e buon lavoro. È chiaro che ci sentiremo spesso in queste settimane e in questi giorni, perché il tema cruciale del presente è proprio il turismo. Grazie e buon lavoro a Marco Michielli, noi siamo davvero in chiusura, c'è tempo, allora ci salutiamo con questo, con il vostro andrà tutto bene, i vostri messaggi da casa. Vi ricordo che alle 17:30 ripartiamo con l'edizione straordinaria. Andrà tutto bene.